Ma comincia a no. Non me ne fidi più. Non me ne fidi più. Una volta mi poteva alzare a quest'ora, ma mo non ce la faccio più. E chi lo dico? E chi lo dico? Io tengo 70 anni, 5 mesi e 4 giorni. Ma chi lo dico? Io appena me lagnano poco, donna Rachele, la madre superiore, fa strille ai pazzi. Mantenete pulito il convento, alzatevi presto. Ieri mattina mi alzai prestissimo, era scuro ancora. Ma mentre mi stavo vestendo, mi cuccai in terra e mi addormentai un'altra volta. Ma che sono io? Non ce la faccio più. Dal bando giorno fammi studiare la lanterna, va. Io ieri sera ci ho detto al confessore, padre, io questa vita non la posso fare più. Come già fa? Calma, ricettisse, calma, aggi pazienza, Michele. Fai tutto piano piano e senza bestemmiare. Faccio tutto piano piano. Ma se faccio piano piano, quella a superiore strilla. Cielo mio, aiutami tu. Fammi scopare un po' innanzi alla Camera del Maestro, che se lo merita una brava persona. Va sempre pure Calina a Natale e a Pasqua. Sti seggi arrivano, diventano sempre più pesanti. Forse sarà l'umidità. Michele! Michele! Mamma mia, e tu che stai facendo? Nobile, sto scopando. Ecco, hai scopato tutto. Che te ne hai fatta tu? Hai fatto il caffè? Gnorsi, sta tutto pronto. Troppo me ne dai una tazzolella, Michele. Vabbè. Sta vita non si fa fare più. No. La vita non mi finirà più. Om casco pammana. Om casco pammana. 66. Questo può fare, oi? Pensi solamente ai numeri. Mica stavolta si fa quella caterichia. Andiamo a posizione tutte e due. Sì. Tengo 3 numeri sicuri. 5 lire a parola, a terra ticca pigliamo 50.000 franca. Sì. Facciamo 50.000 zumba. Tu fai 50.000 zumbi, non faccio fare manco. State zitto, non fazzi Sabato siamo ricca. Sì, tu sempre che stai ricco e poi non acchiappiamo mai nulla. Ma mo è certo. Stanotte, all'1:30, si va affacciata la finestra che dà a strada.
non si sentiva manca una mosca, quando tutto insieme è passato un uomo a cavallo succio che riceve. Ma pare una 1000 anni che mi venga rindolietta. Uomo a cavallo succio 54 e lietta 5. Troppo una mezz'ora è passata una femmina a ritta. Teneva 59 soldi, ne ha già spese 5, sono rimasto 54. Sono rimasto 54. Dunque, 5 liette, 21 femmine e 54 uomini a cavallo ciucci. Ma come? Là te parlano e tu fai i numeri. Se capisci? E a così che si pigliano i terni e quaderni. O mese passato, io come pigliai i lampi, venette la superiore in da cucina e mi ricetta. Monsu, quando facci la pomarolla mettiteci un po' di zucchero, se no è aspra. I facetta 27 zucchero e 46 a pomarola. Tu che dici? Che dico? Ma pozza che hai 25 pezzi. Mica tu qualunque cosa senti che ti facessero poca impressione, fai i numeri e poi vedi se non piglio terno. Vuoi che lo ricevere? Una volta, un compagno mio cuoco non fu cacciato un padrone suo perché non si trovava una posata argento. O povero uomo era innocente. Allora ha detto a due signore per condividere ragione sua e chi la ricetta. Tu si vieni un'altra volta e ti piglia ammazzata. Tu sei un mariuola. Io non ti faccio fatti rinde e carcere perché sono un signore nobile. Chi se ne è e facetta. 38 ammazzate, 44 e carcere, 69 signore nobile e 79 mariuola. Quando fu io sabato? Poi, tutte e quattro. 60.000 franchi. 60.000, mamma mia, mi fai morire. Ti faccio morire. No, stai tranquillo. Da questo momento qualunque cosa sento io faccio i numeri. Brava. E sti 5 lire ma mi buona per trasì in società. 5 lire. Non ti pare assai. Giochiamo una lira solo. Una lira e che pigliamo con una lira? O butto ad essere buono o niente. Ramma 5 lire mi fai a sta mannaggia. No, non bestemmiare, capito? Non bestemmiare. Questa è 5 lire. Allah ne la casetta. Driga 3 casette dove? Stai pescando, mica? Pescando. Pesca buona. Quando Allora. ne tira? Senti sotto il dito. Ai canai. Allora. 9. Ma ci pensi a moglie. E poi a me avere in dia che i guaglioni sanno più il caffè. Sì, così mio figlio pulito. Via. Che bella cosa, si vincesse moderno. Vinciamo, non te ne incaricare. Zitta! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oggi quando è la vita? 19. 7 e 19. Ramma una lira. E perché? Ramma la lira, non mi fai a sta mano. No, non bestemmiare, non bestemmiare. Lo figlio sempre un po' piccolo. Hai cacciato una cascia forte. Dico te l'hai fatta tu. Questa lì, ti. Questa lì. Ma che è stata? Che vuoi fare? Ma che state, che vuoi fare? E in di sa campana. E non te ne incarica. Io sentivo la campana per perdere una lira a mano. E beh, che vuoi fare? Di Tombolini mi ha guardato quanta cane e cacciottiello che stanno dentro a sta masseria. Mamma, e che bello cauce che c'è avuto. Mi ha intronato tutta la persona. Sperammo che non mi avesse visto nessuno. Mamma mia, che nottata che c'è passata, che nottata. E che bello cauce che c'è avuto.
Già comincia a venire gente nella cappella per sentir cantare le mie pensioniste. Si capisce, di tutti i conventi questo delle rondinelle è quello dove si fa migliore musica. Convento di cui ho il piacere di essere la superiora. Bisogna anche dire che abbiamo un organista di grande talento, il signor Don Felice, che dà a tutte le ragazze delle lezioni eccezionali. È proprio bravissimo. Signor organista? Signor organista? Chi è? Sono io, la madre superiora. Ah, siete voi, sorella? Sicuro? Vengo a ricordarvi che a un altro poco le vostre scolare devono cantare. Ah, è ora, è ora. Sì, è ora. Mi vesto e vengo subito, sorella. Ma non entrate? No, non entrate, sorella, perché sto indecente. Ma no, non entro. Fate con comodo. Vengo subito. Sì, senza fretta, senza fretta. Che brava persona! Bisogna dire la verità, è proprio una perla. Tutta la giornata non fa che leggere, scrivere e dare lezioni. È proprio un santuomo questo organista. Un santuomo. Eccomi qua, sorella. Eccomi qua. Scusatemi, sorella. Dove sta? Signora superiora? Superiora? Sorella? Superiore? Se n'è andata, meglio così. Oh, finalmente, soltanto mi ho preso fiato. Se qualcuno mi avesse visto correre per queste campagne, con tubo che lasciasse, io, l'organista del convento delle rondinelle, sì, e dove mi andavo a mettere con la superiore, e col governatore. Quando ne era pigliato e ne era cacciati immediatamente senza pietà. Questi non hanno pietà, ti mettono fuori. Non voglia il cielo e si venisse a sapere che io ho scritto un'operetta per il Teatro del Fondo intitolata La figlia dell'imperatore e che stasera va in scena. Ma io sono stato furbo però. Sul manifesto, sulla reclama, io non ho fatto mettere il mio nome, ho fatto mettere del maestro Arturo Maletti. Ieri sera c'è stata la prova generale e stasera va in scena. Speriamo che gli esse tutte cose buone. Ha già avuto un calcio, perché ha già sono gli incerti, come si dice. Ho capito. Voi adesso certamente volete sapere questo calcio io da chi l'ha già avuto. È giusto, è giusto. Aspettate un momento. No, voglio vedere se qualcuno sente, perché qua è un covo di spie. Una piccola cosa la vanno a riportare e ti fanno le scarpe. Qua, Dio sa. Dovete sapere che ieri sera, dopo la prova generale, la quale è finita niente meno alle 2 dopo mezzanotte, Cesira, la prima donna dell'operetta, quella che fa la parte di Flora, una certa Cesira Perella, una sciascione, dopo la prova, per forza mi ha voluto portare a cena a casa sua. Dico, ma io non posso fare tardi, la mattina c'ho da... Ma no, datemi questo onore, ho preparato tutto, è un cenino, mezz'ora, una mezz'oretta. Vabbè, dopo la cena poi ha voluto passare il duetto finale del secondo atto, quando il paggio si getta ai piedi di Flora e le chiede amore. Io passavo la parte del paggio a pianoforte quando dice Flora, mia bella Flora, tu non rispondi ancora, e si inchina proprio in quel momento. Un calcio così potente, mi è stato come una scossa elettrica. Dico, e che mi succede? Fortuna che mi sono ripreso immediatamente.
mi sono buttato per una porta, era quella giusta, mi sono messo a correre per tutto il corridoio, la porta d'ingresso l'ho spalancata, mi sono buttato per le scale, sono arrivato dove guardaporta. Per carità, mi ha detto, per carità, scappate, scappate, che se il maggiore vi avrà nelle mani, quello vi ammazza. Ma chi è sto maggiore? Che come? Quello innamorato della signorina, scusa. Fortunatamente Cesira, appena l'ha visto arrivare, ha studiato il lume e allora lui non mi ha potuto vedere, se no stasera chi ci è teatro? Io non ci sarei andato certo. Grazie, grazie. A me non mi piace ne andare a cerimonie, Che se mi pare la voce del maggiore? Ho capito, lo so, grazie. Sì, è isso. E che viene a fare qua? Cielo mio, aiutami tu. Dite alla superiore che il maggiore Don Angelo Cannone desidera parlarle. Subito, eccellenza. Che si un frate la superiore? Buongiorno. Salute e bene, salute e bene. Voi mi pare che siete l'organista di questo convento, eh? Indegnamente, signor Maggiore, indegnamente, signor Maggiore. Mi hanno detto che siete un bravo maestro. Bontà di chi lo dice, signor Maggiore, bontà di chi lo dice. Avvicinatevi. Cielo mio, aiutami tu. Avvicinatevi. Sì, mi sto avvicinando, ecco. Avvicinatevi! Ecco, sì. Ditemi una cosa. Dite. Conoscereste per caso un maestro di musica chiamato Arturo Maletti? Eh? No, no. Veramente lui non è un maestro di musica del vostro genere. Compone operette, delle bestialità. Non lo conoscete? No, no, non lo conosco. Eppure fra maestri e musica va visto, va a conoscere. Che volete, signor Maggiore, siamo in tanti. E poi mi dite che scrive nelle operette. L'operetta non è per noi, l'operetta. L'operetta non è per noi, l'operetta. Già, sicuro. Vabbè, la zanguccia. Io non sono come che mi faccia passare a moscoponato. Io ho già fatto 13 battaglie, tengo 43 feriti. La zanguccia, la zanguccia. Mi ha già passato vai con Cristo. Ma sta Rachele bene o non bene? Io non mi fido più di aspettare. Io non ho mai aspettato nessuno. Io mi sento aprire e gamma. Maestro, Comandi. fatemi la cortesia. Dite a mia sorella che io tengo che fare e che non la posso aspettare. Vado subito a servirvi e che si potrà trovare, figuriamo. Maestro, andate. Vado, signor Maggiore, vado. Questi in caserma lo odiano, certamente. Sangue da bacco non ci posso pensare. A me si fa questa. A me. Bravi. Alle 3 dopo mezzanotte l'autore dell'operetta in casa di Cesira, il signor Arturo Maletti. E s'ha trovata la scusa che sostenevano provando il duetto finale. A che loro saprà un duetto, no? Io non ci posso mai credere. Ma stasera, signor autore, vengo a Teatro Fondo. Voglio far succedere cose pazze. No, capisca perché ha una quindicina di giorni a Cesira non mi tratta più come mi trattava. Dinto palca mia, poco ci guarda più. Già, la sera non vuole venire più a cenare con me perché dice che non si sente bene. È stata l'autore che me l'ha fatta cagnare. Benissimo. Ma mo' ha avuto un buon causa. Quando stasera può parlare. Io ho già fatto 13 battaglie, tengo 43 ferite. Ecco mica. Non so pazienza. Uè, Giulia, stai qua? Sora mia cara, io ti devo parlare di una cosa molto interessante. Come stai? Stai buono? Ah, sto buono, sto buono. Voi ve ne potete andare, eh? Mica metti sti cartocci là sopra, va. Ma non è che scusate, ma sto signore è frate. Sì, bello mio, siamo soltanto a ste famiglie. Io non lo sapevo. È proprio un bello signore. Ah, grazie mio caro. Io sarei ancora più bello, ma la vita militare mi ha sciupato. Sì. Io ho già fatto 13 battaglie, io tengo 43 ferite. Oh, corpo mio! E chi ne è pertoso? Come fosse la scuola Maccarone. Permettete?
Dunque, Giulia, dimmi una cosa. Come va che non ti hai fatto vedere più per tanto tempo? Ma, cara Rachele, sai, io sono molto occupato a guarnigione, a caserme i soldati. Sì, hai ragione, hai ragione. Io ti ho portato questi 2 cartocci. Grazie. Uno sono frutta sciroppata e l'altro sono pastarello con zucchero e bottiglie che facciamo noi stessi qua dentro. Ti piacciono i frutti sciroppati? Sì, a così. Frutta sciroppata. Quando ce ne portava che l'assassino, ce la cattava a chili. Che stai dicendo? No, niente, un affare E mio. quando te ne vai te fuori? E io ti ringrazio. Dimmi una cosa, Rachele. Fra il guaglione che tiene qua dentro, c'è stessa una certa Fiorelli. Ah, Nanina? Sì. Ebbene, allora devi sapere che lo zio e la zia sono miei strettissimi amici. E può essere contenta la nipote. È proprio una perla. Sì. La più istruita di tutte i guaglione. Veramente io sono... Suona il Ti pianoforte volevo dire- magnificamente. Rachele. Conosce la musica a perfezione. ascolta un momento. Ubbidiente, educata, Io- modesta. ti volevo- Per soprannome, tutto quanto la chiamano a E Santarello. va bene, ma a me questo poco mi preme. Che vuoi Allora, sapere? si tratta di farla sposare un bravissimo giovane. Ah, sì? Il continuo Eugenio Porretti, ufficiale di cavalleria di distintissima famiglia. Io gli voglio molto bene perché se lo merita. Is sapenne che io te son frate, ma mannata a pregarti, se la fai vedere a guagliona. Ce la faccio vedere. E come ce la faccio vedere? Come ce la fai vedere? Bene che a vedere. Vieni qua. Giulì, tu che dici? Che uomo non può trasì. E che lei non sono trasuto. Ah, che c'entra? Tu mi sei frate, è nata cosa. E come facciamo adesso? E io mi sono compromesso con Chille, ma che figura ci faccio? Mannaggia, Zitta! ma sangue di... Giulì! Ma maledetto! Non bestemmiare, per carità, non bestemmiare. Rachele, ti prego, fammi questo piacere in via del tutto eccezionale. Ma che ti posso dire? Questi sono i regolamenti. Sa che può fare? Sì. Di a sto giovane che venezza. O faccia parlare con Nannina, ma senza vederla. E come ci parla senza vederla? Ah, non ti preoccupare, trovo io il modo. Non puoi fare niente più di questo? No, niente. Io faccio per te, frate mio. E va bene. E allora io ti ringrazio tanto. Ma passa a manata cosa. Sì. Conoscisse un certo Arturo Maletti, maestro di musica? Arturo Maletti? No, non lo conosco. Non lo sai, No. non lo conosci manco tu. Ma chi lo sa? Ma chi lo conosce? Chi la nostra sta facendo qualunque? Ma perché chi è? Ah, niente. È uno che l'ha già tagliato un naso e l'ha già fatto fare una cape morta. Oh, mamma mia. E perché che t'ha fatto? Che mi ha fatto? Mi ha tolto tutto. Essa non mi ama più. E sta chi? Ma Cesira, la mia Cesira. E chi è sta Cesida? Ah, prima donna del teatro fondo. Ma viene a dire a me, Giulia! E a chi la gioia a dicere? Io tengo solamente atteso, la mia cara. Tu sei tutta la mia famiglia. Oh, cielo mio, alleluia! Rache, Giulia! si mi disse quanto è aggraziata, specialmente quando fa le cloche de Corneville. Che fa? E campane Corneville. Che sti fatto? Guardate un po' di qua e di là, siamo graziose in verità. Guardate un po' di qua e di là. Ma non si canta. Hai ragione, mi sono troppo trasportato. Vai a mangiare indicai che la carogna. Quando stasera ne parlavo. Fatta buona, Sara mia. E scusami, sai. E vado che fai? Fatta buona, non ti preoccupare. Aspetta, ma ti scordavi i frutti sciroppati e pastarella. Io ti ringrazio come tanto. stai? Scusami, ragazzi, ma io quando penso che la femmina non capisco niente più. Rache, Giulia, ma vista sono diventata mascotte. ma comincia una cosa. Va bene ai miei Giulia, per carità, state un po' piccioni, zitti. va bene ai miei Facciamo montoni, del convento. quando Giulia, fanno il Giulia, loro te ne hai prenderà mamma mia, madonna, che lei è? quando fanno il loro Giulia, va bene. Giulia, non si canta, ma attento, fammi stare d'occhio, fammi Oh, povero frate mio, si vede proprio che ha perso la gamba. Signora superiore, Maestro, è l'ora del passeggio, non hanno dato ancora il segnale. grazie. Io già fa marella. Tengo 200 grammi di provole, un bello panino marsigliese, ma proprio croccante, mamma, con so. Suor Teresa! Suor Teresa! Superiore. È l'ora del passeggio. Michele! Comandante.
il segnale per il passeggio? Subito. Passeggio. Chissà quanto fa passeggio. Mo ci vado a domandare a Piazza. Dove andate? Andavo a domandare una cosa al cuoco. Ma che cuoco è cuoco? Andate a fare quello che ho detto. Michele, una cosa vi si deve dire sempre 2 volte. Che diavolo? 2,77. Seguitelo. Chi non trova la partitura e l'operetta? La mette sempre sotto a queste carte. E chi se l'ha pigliata? E così, signor organista, come si portano le ragazze? No, ma magnificamente, signora Superiore. C'è specialmente la signorina Fiorelli, che è un vero portento. Ah, la Santarella, che angelo di figlia! Oh, eccola che viene. E come? Non è calata in giardino? Signora superiora, Benedetta, figlia mia, Benedetta. maestro, Benedetta, figlia mia, benedetta, benedetta. E come? Avete inteso il segnale non andate in giardino? madre, se permettete vorrei chiedervi una grazia. Una grazia. E quale? Invece di andare a passeggiare, vorrei passare questo tempo a studiare col signor organista. Che angelo! Ma voi amate troppo lo studio, figlia mia, troppo. Sì, è vero, perché so che alla fine dello studio vi è la ricompensa. E quale? Una parola di incoraggiamento dettami da voi, mia buona madre. E questa voi la chiamate ricompensa? Oh, preziosa ricompensa, ed io farei qualunque cosa per meritarla. Che perla, che perla! Brava che è la figlia mia! Voi siete l'orgoglio di questo convento! Siete una vera Santarella! Oh, grazie, madre mia. Signora Superiore, fuori ci sta un giovane che mi ha dato sto biglietto per voi. Conte Eugenio Porretti. Chi è? Chi è? Che ti interessa? Già è venuto. A dove l'hai fatta aspettare? Fuori la saletta del parlatorio. Fuori la saletta del Non parlatorio. gridare, ci sente. Va, e dincella che aspettassero poco, va? Subito, subito. E così, signor organista, voi darete a Santarella una lezione straordinaria. Sì, signora Superiore. E ora permettete un momento, torno subito. Benedetta, figlia mia, Benedetta. Io credo, ragazza mia, che avreste fatto meglio ad andare in giardino a passeggiare con le compagne. Il moto fa bene alla salute. Sì, ma io preferisco studiare, studiare sempre. E va su, vabbè. Maestro, Dite. se non vi dispiace, ma voleria passare un poco Gloria in Chelsea che dobbiamo cantare domenica. Non cantate così bene, va così bene, lo volete ripassare? Sì. Gloria in eccelsis. Ah, sì signora. Poi andate a passeggiare con le compagne. Ah, sì signora. Lo passiamo un paio di volte. Sì, signora. Vabbè, bello bello, ma presto presto. Va. Via. Gloria in excelsis, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Maestro, ma che faccio? Fermo. Mi sono sbagliato, scusa. È uscita una carta in mezzo qua che... Se no, questa è un'altra composizione, una nuova composizione, nuova composizione. che sto preparando per l'onomastico
della superiore. Della Sì, superiore. è una volata di cherubini. Una volata di cherubini. Sì, non dire niente alle compagne, sennò finisce la sorpresa. Ma scusa, abbiate pazienza, andiamo avanti, va. Ripigliamo, va? Sì. Gloria in excelsis, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Maestro, ma che state facendo? Ferma. Sciuta una carta, un altro sbaglio, un altro errore. Abbiate pazienza, ma io non so, qua ci stanno pasticci sopra a st'armonium. Guarda, le carte tutte imbrogliate, io tengo sempre tutto in ordine, ma trovo chi ci ha messo le mani. Vorrei sapere proprio chi è stata. Io? Voi? No. Siete stata voi? Stavo dicendo, io non faccio niente. Vabbè, state ridendo, siete stata voi. Beh, sì, maestra, vi dica la verità. Sono stata io. Perché? Siccome mi ero accorta che voi nascondavate certe carte e musiche, ma ve ne culie, che si trattava? Ma sto culino non va da venire, come si dice? E un giorno, mentre voi non ci stivate, io tra sette zitta in da camera vostra. Camera mia. E trovai niente meno che la figlia dell'imperatore. Sì, la figlia dell'imperatore, la figlia dell'imperatore. Sì. Ogni notte poi, quando tutte quante dormono, io vengo zitta, mi piglia la partitura e mi metto a suonare. Brava. Tutto questo una buona figliola non lo fa. E perché che c'è stemma? Tutto il male possibile. E lo dico immediatamente alla madre superiore. Sì. Faccio un bello rapporto. Sì, faccio rapporti. Io sì, non ridere, non fare sta faccia, capite, ironica, perché col maestro non si ride. Allora, vi dicere alla madre superiore che voi, l'organista del convento delle rondine, Che hai da dire? avete scritto un'operetta per il Teatro del Fondo, intitolata La figlia dell'imperatore, che stasera va in scena. Sì. E come lo sai che stasera vai in scena? Lo sai, ma come lo sai? Ieri sera trovai la partitura avvolta in un giornale. No. Io l'ho letta e trovai l'annunzio per stasera. L'annunzio nel giornale che... Guarda la E combinazione. ovvero che si fa stasera. No, stasera vai in scena, stasera. Allora voi stasera andate a teatro. Per forza, non posso mancare, io sono l'autore, sta scritto sul manifesto, l'autore. E come fate a uscire senza dare sospetto? Sì. Nanni, io te lo dico, ma per carità, non mi tradire. Non dire niente a nessuno. Ve lo giuro. Bravo. Posso fidarmi? Fidatevi pure. Sul tuo onore? Sul mio onore. Basta. Quando si tratta dell'onore non c'è da aggiungere niente. Voi tu hai giurato sull'onore, sa? Sul mio onore. Va, sull'onore. Come sto facendo da un mese a questa parte, da quando sono cominciate le prove, fino a ieri sera. Sera, tutti quando sono andati a letto, io aspetto un po', una mezz'oretta, quando sai che tutti stanno dormendo. Sì. Esco, scavalco quel muro e mi trovo nel parco. Viene su un periodo, proprio subito mi trovo. Attraverso il parco e in fondo ci sta una siepe altissima che nasconde, sai, il muro di cinta. Sta proprio... in quel punto stanno poche sgaropate che si può salire, ci si può arrampicare. Io aspetto sopra un muretto e là dietro, in quel punto, ci stanno cocchieri che sta d'accordo con me tutte le sere alle stesse ore. Io me lo posso malato, ma lo posso io, va bene, io mi piglio, e mi metto in da carrozzella. Mi porto a teatro, faccio la mia brava prova, e poi me ne vado a casa dell'impresario verso mezzanotte così. E mi mangio pure qualche cosa, che mi fa trovare qualche cosa di cena, dormo quelle 5-6 ore e la mattina alle 6:30, alle 7 mi trovo qua al mio posto di lavoro. Non faccio male a nessuno e arrotondo un poco lo stipendio che passa la vacca brutta, figlia mia. Bravissimo.
Avete trovato un bello mezzo. Ehi. Già. Scavalca tu i muri. Corre per tutta la masseria. Faccio sto cucchiaio, lo vedi, lo metti in una carrozza. Se potessi io pure. Già. Ma io non ho posso fare. Io tengo la vesta. Mannaggia la vesta. Ma che devi mannaggia la veste? Che è qui? Lo sai che mannaggia è una bestemmia. Ma che vuoi fare? No, niente, mi era venuto un pensiero. E che pensiero? Volevo venire con voi a teatro per sentire l'operetta. No, ma sei pazza. Ma. E perché? E te lo dico io che sei pazza. All'operetta. Ma stata zitta, una fanciulla del convento delle rondinelle che va a teatro, scavalca due, ma sa pure la madre superiore. Che cosa si direbbe di te domani? Brava, che buona figliola, che santarella, scavalca due muri, se ne va a teatro, si dice che cosa? Un'operetta. Non lo ripetere una seconda volta, sennò veramente io sarò coinvolto, non me ne importa niente e dico tutto alla madre superiore. Faccio un rapporto. Ma voi avete ragione, maestro. lo Io credo. capisco che è una cosa impossibile. Ma non esageriamo. No, non fa niente. Non ne parliamo più. Non ne parliamo più. Beh, passiamoci sto Gloria, presto. Sì. Non vai di volta, poi tu te ne vai in giardino, io me ne vado a fare collezione che tengo a patino. Va, passiamo. Presto. Avevo tanto piacere sentire che la bella musica. Ti piace, Assai, l'ha già letto 15, 20 volte, non mi stanco mai. Che musica! Sì. Ci sono delle cose indovinate. Delle cose, ma tutte! L'entrata dell'imperatore, quel maestoso con tutti gli ottoni, poi i fagotti, poi va a cassi e i piatti, ci sono pure i piatti. Ciao, che bella cosa. E ho duetto con la principessa, l'aria del Paggio. No, non mi toccare l'aria del Paggio, quello è il capolavoro dell'operetta, Paggio solo Paggio. Sì, bella. Ma a me mi piace più duetto con la principessa Flora. Ha scoperto, veramente un capolavoro. Il pubblico uscirà fischiettando il duetto di Flora. Maestro, E cantammelo un po'. allora, sì, cantiamolo un po'. Se ci sentono. Ma che c'è da sentire? Noi cantiamo zitto. Andiamo, maestro, Mamma. Mi tocchi sulla musica che ho scritta. Poco. Poco, zitto. I compagni tuoi dove stanno? In due giardini. Non abbasso le sardine. Ah, sempre Abbascia se l'è troppo parlato. Che vuoi sentire? O duetto con la principessa Flora. Non si scende, guarda, sottovoce. Sottovoce? Sottovoce. Ma Riavri lo sai a memoria. Sulla duetto? Ma sai tutta l'operetta a Che memoria? bel talento musicale, sai tutto a memoria. Tutto. Quando la musica è bella si impara presto. Bella. Ma quella è una musica divina. È una musica sublime. Chiama maestro. Che c'è te? Ma aspetta, ma sottovoce. Poi tieni d'occhio la porta se arriva la superiore. Non vi preoccupate, ci sto attendendo io. Vai. Come tu, mia bella Flora. Sì, sono io che qui t'aspetto. Mami dunque. E non ancora sei convinto del mio amore. Qui fermata nel boschetto per te preso un raffreddore. Qui fermata nel boschetto per te preso un raffreddore. Me lo giuri? Te lo giuro, più non posso respirare, ma che fa, ti voglio amare, sempre mio tesoro. Sta bene, me lo giuri? Te lo giuro, più non posso respirare, ma che fa, ti voglio amare, sempre mio tesoro. Sì, sono io, è convinto che batte le ali. Attacco Gloria, attacca. Gloria in eccelsi, Ma me lo gloria in eccelsi.
fammi una caccia, no? terra, in terra, Brava, brava che è la figlia mia, ma ora basta, il troppo studio vi può far male seriamente. Come volete voi, madre mia. Come si è portata, maestra? Magnificamente, signora superiore, ma che sto vero va bella, mamma. E ora, maestro, scusate, lasciateci un momento sole. Devo dire una cosa a Santarella. Lei, Santarella, sì. Io avrei che c'è un corpo, Santarella, mamma mia. Cosa volete dirmi, madre mia? Ecco qua, dovete sapere, questo mo certo si spaventa. Piano piano, madre, Sì, piano sì. piano. Fuori c'è una persona che desidera parlarvi. Una signora? No, un signore. Un signore? No, no, madre mia, non la voglio vedere, no, Poi signore. ti la drizza. Piano piano, madre, Sì, piano sì, piano. non ti mettere paura, è un vecchio, un ispettore del ministero. Un ispettore? Sì, signore. Un vecchio? Sì, è venuto per interrogare la migliore allieva del convento delle rondinelle. E questa siete voi, cara Nannina? Oh, madre mia. Sì, così ho detto all'ispettore. Egli sta per entrare. Ma madre mia, le regole del convento. Oh, non dubitate, voi non lo vedrete e lui non vi vedrà. Ascolterete la sua voce e lui ascolterà la vostra. Voi risponderete a tutte le sue domande. Come volete voi, madre mia. Brava. Suor Teresa, il paravento. Michele, Michele, Come andate, sorella? prendi quel paravento e mettilo qua. Perché là non sta bene. Oh, Michele, sempre obiezioni. E seguite e basta. Bene, se mi date una mano, sorella, io non ce la faccio, da solo non ce la faccio. E nemmeno io, Michele, va bene. santa c'è. Piano Cioè, piano. vediamo un poco per uno, ecco. Un Piano, poco per uno, Michele. un poco per uno, È così. Magari più- Spingete, Michele. un poco più voi che io. Sì. Un Piano. poco per uno. Qui, Noi, al un poco per uno, centro, poi basta che piano, tirate. Basta che piano, tirate. piano. Io- Piano, piano. Eh. E con l'aiuto del Signore. Ora quel signore forse sta aiutando qualche altro. Oh, Ci aiutiamo Michele. fra Fatemi noi. vedere, Suor Teresa. Sì, bravo. Va bene così. Michele, Come andate? fate entrare il signor ispettore. Hola, signor ispettore, subito. Suor Teresa, voi non vi muoverete di qua e risponderete a tutte le sue domande. Sì, madre mia. Che perla, che perla. Venite. Grazie. Ebbene? Essa è là. Scusate, ricordatevi il nostro convenuto? Va bene, non dubitate. Perdonate, signorina, del disturbo, non vi spaventate. Io conosco la solennità di questa santa casa. So che nessun uomo vi entra mai, ma io lo posso perché sono il più vecchio dei professori. Sono proprio il decano degli ispettori. Mamma mia, ha datene perlomeno 80 anni. In questo giorno il ministero mi ha comandato un'ispezione in questo convento. Qui mi hanno indicato voi quale modello di virtù, di candore e di intelligenza. Ditemi dunque, come passate l'esistenza in questo convento? Devo rispondere, madre mia. Sicuro, rispondete. Signor ispettore, io vi giuro che non perdiamo mai tempo. Dalla mattina fino alla sera non facciamo altro che studiare e pregare. Alle 7:30 preghiera del mattino, dalle 8 alle 9 passeggiata in giardino.
ove raccogliamo rose e viole per la nostra buona superiora. Dalle 9 alle 12 si studia sempre. Nell'ora di ricreazione, cioè dalle 12 all'1, ci occupiamo a fare confetture, dolci ed altre cose squisite. Dall'1 alle 2 si studia musica, si prova qualche coro per cantarlo la domenica. Dalle 3 alle 4 si pranza, i cibi sono squisiti, ottima la cucina, 3 piatti e la minestra. Alle 4:30 si prega, alle 5 passeggiata in giardino, dalle 6 alle 8 si studia, dalle 8 alle 9 si prega, poi un poco di cena e si va a letto, dopo di aver baciato la mano alla nostra buona superiora. Siamo tutte istruite abbastanza, conosco la musica, canto discretamente, suono il pianoforte benino per quello che mi dicono, parlo mediocremente il francese. Notre bonne mère la supérieure, rien ne fait désirer. Je vous assure, monsieur l'inspecteur, que dans ce convent, on vit heureuse et tranquille. Nous nous aimons comme des sœurs, jamais de disputes, d'agaceries, toujours d'accord. Nous ne connaissons que 3 choses, la prière, l'étude e l'obéissance. Che voce, che bella voce e che bei sentimenti. Voglio vederla. Ah, no, scusate, è la promessa. Avete ragione, ma che volete? Ha una voce che rapisce. Permettete che continui a parlarle? Questo sì. Signorina, Signor ispettore, avete pensato qualche volta che un giorno dovrete lasciare questo convento? Sì, qualche volta, ma il solo pensiero mi ha talmente rattristato che subito ho cercato di distrarmi. Non ci credo. E ditemi un po', avete mai pensato al matrimonio? Al matrimonio! Al matrimonio! Madre mia, avete inteso? Ha detto matrimonio! Perché avete detto matrimonio? Figlia mia, non dovete paura, niente, figlia mia. Me ne voglio andare, madre No, mia. signore, Non ce la faccio. deve andare via prima il signor ispettore. Ma perché mi metto a Ma fare? come va per non si capo, dice di matrimonio? Mi è scappato. E non ve l'avevo a far scappare. Ho capito, uscite. E come devo andare via senza vederla? Questo è stato il nostro convenuto. Vabbè, ma almeno fatemi vedere una piccola cosa. Niente, piccola cosa. Mi dispiace, signore. Queste sono le regole del convento. E va bene, vuol dire che la vedrò a Roma in casa dello zio. A Roma? Oh, intanto, signora, prendete questa lettera. È suo zio che vi scrive. Vi ringrazio di ciò che avete fatto per me e vi giuro che ho provato una grande soddisfazione interrogando la signorina Nannina Fiorelli. Signorina, Signor ispettore. Di nuovo. Mannaggia, ho potuto vedere com'era. Ma io non credo che era vecchia, perché se era vecchia non mettevano paravento. O zio mi scrive che se lo ritirava agli onero convento e oggi stessa da partire per Roma. Oh, quanto mi dispiace. Anche a me. Michele! Comandato, superiore. Leva sto paravento, non serve più. Ah, sì, subito. Sorella, mi date una mano che io non ce la faccio. Aiutatelo, aiuto. Se n'è andato il vecchio ispettore? Sì, figlia mia, se n'è andato e mi ha lasciato sto biglietto di tuo zio, col quale mi dice che ti vuole ritirare dal convento delle Rondinelle. Possibile. E mi prega di farti accompagnare da una persona di fiducia fino a Roma e oggi stessi a partire. Oggi stesso? Già, col treno delle 2:30, così dice la lettera. Alle 2:30? E perché così presto? Povero innocente, ma io non lo voglio dire che si tratti di matrimonio. Piano piano, madre, piano piano. Da qualche parola che mi ha detto il signor ispettore, io credo che tuo zio ha intenzione di chiuderti in qualche convento a Roma. Nato convento? Già, forse per farti piglio voto.
Su, non da affliggere, figlia mia, si deve obbedire a zia. Nato convento. Sì, stai fresca. Quale lettera parla chiaro? Prima parti oggi assolutamente. Ma da chi ti faccio accompagnare? E ci vuole una persona di fiducia. Aspetta, ho pensato. Ti faccio accompagnare da Don Felice l'organista. Sicuro, ma dove trovo? Meglio chi? Don Felice! Don Felice! Signora superiore, Uscite un momento, per piacere. vengo subito, sorella. Buona idea. Eccomi qua. Che buona idea che ha avuto. Vengo subito. Ecco sì, qua. eccomi qua. Signor organista, Sì. voi mi dovete fare un grandissimo favore. Sì? Sì? Accettate? Sì, Accettate? subito, è un onore per me. Ecco, adesso vi dico tutto. Nannina è stata chiamata dallo zio a Roma e con questa lettera mi prega di farla accompagnare da... chi c'è, maestra? No? Sì, da qualche moscerino dal giardino. Maria Pazza. Sì, vai via, moscerino, vai via. E vi dicevo, con questa lettera mi prega di farla accompagnare da una persona di fiducia. E io ho pensato subito a voi. A me. Sì, a voi che sarete tanto gentile di consegnarle questa sera allo zio e tornate domani al giorno. Ecco. Io ci posso ma ecco io. Ma voi che cosa, maestro? Voi siete l'unica persona che può farvi questo favore. Oh, non dubito affatto dei vostri principi e della vostra bontà. Beh, certi principi, la bontà non possiamo mettere in dubbio, ma volevo fare osservare umilmente come faranno le ragazze a stare 24 ore senza lezione. Vabbè, di questo mi incarico io. Oh, insomma, io voglio assolutamente che voi mi fate questo favore. Si tratta di matrimonio, capite? Oh, la ragazza si sposa. Sì, si marita per la gloria del Signore. E allora sia benedetta, che capozza essere benedetta. Sei contenta, figlia mia, che ti accompagna il maestro? Come volete voi, madre mia. Che bella assassina che è quella. Allora siamo intesi, maestro? Ma certamente. Grazie assai. Io ti vado a preparare la roba, c'è poco tempo da perdere. Il treno parte alle 2:30 e non vuole riscomparire con tuo zio. Quando un parente mi dà un ordine lo devo subito eseguire. Seguitemi, sorella. Sono con voi, madre. Quanta roba da Voi, madre, dobbiamo... E già passato vai. Voi, signor maestro, mi accompagnerete fino a Roma. Monteniamo insieme. Oh, che piacere, balago. Che piacere, balago. Che piacere, balago. Che piacere, balago. Sei già passato vai. Io come faccio con la prima rappresentazione? Io ho preso impegno con l'impresario, con tutti gli artisti, il pubblico, ci sta il manifesto. L'autore assisterà alla rappresentazione. E Cesira. Cesar, carità, quella è una tigre, si è innamorata di me in quel modo, e che lei non mi vede arrivare, è capace che lascia la rappresentazione e se ne va, è capacissima di farlo. Voi vedete la combinazione, vedete. Yes. State zitto. State zitti, è già strillato come lo passi, ma è a basso. State zitto. Stammi zitta. State zitto. Non sto parlando. Ci fatto una magnifica pensata. Yeah. Vedete se di per sua. Vediamo. Noi mo a luna ceniamo e facciamo a bre che chiama a stazione. Beh, facciamo a bre. Dobbiamo andare alla stazione. Zitto, facciamo a bre. Facciamo a bre. Invece io a stazione andiamo a mangiare una bella trattoria. Certamente per mangiare non basta, no. Troppo mangiare. Ci mettiamo dentro una bella carrozzella e ci facciamo una bella camminata. Oggi poi ci siamo a pigliare un bello gelato. Quando sono l'otto, mi mettete dentro un bello palco a fondo. Voi venite in coppa e scena e io mi sento quieta, o prima o seconda atto. E che la bella musica.
Quando sono le 10 mi venite a pigliare. E tutte e due, tanto bella, ci mettiamo dinda una bella carrozzella, andiamo a stazione e partiamo per Roma col treno delle 10:40. Domani mattina poi, tanto bella, mi consegnate a Sicilia e veniamo. Come vi pare? Ma sei classica, sa. Sei classica, zitto. Ha fatto la pensata, ha fatto. Ma va. Cervello di gallina. Ma come chi le può... Sì, vedendoci arrivare domani mattina, tanto bello, e non stasera come aveva ordinato, prende un bello bastone e ci fa una bella mazziata, come te pare? Ma come mazziata? Mi troviamo una scusa qualunque. Sì, ma che superiore non ci aveva fatto partire 2:30, ma poi a me mi ha voluto una convulsione e siamo rimasti fino alla servente della stazione. Guardate uno appresso all'altro le scuse, i pretesti, la sandarella, allora me la sandarella. Guardate là, guarda. Dunque, che dici? Volete fare come oggi Non si può fare, non si può fare, non fa questo. Io non posso passare un guaio per causa tua. Ma come passate tu Fa, che ci vuole a passare un guaio? Che le pare che un guaio arriva e dici scusatemi, volete passare? Arriva, lo passi e te lo devi accollare. La metti in due palche, guarda, e se ti vedono. Ma chi mi ha da a me non mi conosce nessuno. Io sono pure disgraziato, hai capito? Sì, non me ne va una buona. Ti vengono, succede una cosa qualunque, ma chi mi sta per insomma, non si può fare, non si può fare, guarda, levati sto pensiero, hai capito? Se non lo dico tutta la madre superiore. Ah, tu non mi conosci. No. Signora superiore? No, maestro. Signora superiore? Capisci che è una cosa impossibile. No. Non fa niente. Non ne parliamo più. Non ne parliamo più. Quando sono le 2:30 partimmo per Roma. Sì, bravo, come ha ordinato la superiore. Alle 2:30 si parte per Roma. Non mi conosci, hanno carattere di ferro, non mi si piega. Facite una bella figura, veramente. Che affari miei? L'autore assisterà alla rappresentazione. Bravo! Tutto il pubblico lo sa per l'autore addossà. Ma dove sta l'autore? Avete visto l'autore? Ma l'autore dove sta? E l'autore non ci sta. E l'autore non ci sta? Finisce il primo atto, vengono gli applausi. Fuori l'autore, autore, e l'autore non ci sta. Aspetta. Lo facevi in terra? Perché non è venuta? Perché si è messo paura da vepi. Mai paura dei fischi. E allora perché l'ha fatta mettere vicino al manifesto? Quando non voleva venire, perché l'ha fatta annunziare? Perché scolamente ho da avanzare, hai capito? Per questa cosa il pubblico si indispone e o si condatta a comincia a fisco. È capace. Giù la tela, giù il sipario, basta, non volemmo sentire niente più. E chi ha già acceso? Che marito. Bella cosa, bell'onore per voi. Arrivate a mettere più a faccia. Pensate che avevo fatto io, era buona, perché acconciavo l'una e l'altra. Stasera eravate autore, domani organista. Io stasera vi sbattevo in mano e domani mattina vi passavo il vostro per l'ultima volta. Voi ero soddisfatta, io ero contenta, sì, ero ubbidita, la superiore vi ringraziava ed il pubblico vi applaudiva. E allora senti. Ma voi avete detto che non potete, allora partimmo 2:30 e non ci avanzammo più. No, questo non è una donna, questo è un diavolo. Come dice lei, sarebbe una cosa buona, che salvo l'uno e l'altro. Si capisce? Alla fine si trovano un pretesto con il padre, che ha avuto un svenimento. A essa la mettendo in qualche quarta fila, vanno a giusto a essa. Dunque, pigliatevo Cattiella e chiamo un cenno. Aspetta, Cattiella. Vieni qua. Che volete? Che manie? Si danno le spalle al maestro? Adesso siamo arrivati.
fra persone sincere ci si guarda negli occhi, così, bravo. A voto dall'ama, il sguardo pungente, sai, ti confonde, ha personalità, ha personalità. Dunque, la pensate che hai fatto tu, sai, uno ci può ripensare, io acconsento. Acconsentite? Zitta, non gridare, sai. Nanni, tu mi fai perdere il pane sicuro, a me ti spacca la capo, capito? E che faccia la capo due parti. Ma tu mi devi promettere che non ti fai vedere da nessuno, che non cacci manca la capa a foro palo. No, non vi preoccupare. Io mi metto rindo. Ma che è sta volgarità, rinda? Che modo di parlare? Chi ti ha insegnato? Questo gesto volgare, rinda. Mi ritraggo in fondo al palco, non mi faccio vedere, ecco, mi ritraggo. Mi ritraggo in fondo al palco? Mi ritraggo. E allora, va bene. M'ho portato a teatro. Non gridare. Ti porto a teatro. Che piacere! Agili, ciao Luca, agili. La capa dell'opera, la capa degli artisti. Oh, madre mia, perché mi devo lasciare? Io mi amo troppo. Figlia mia, non ghiaglia, non mi fai venire la cosa in Non hai visto, voglio un assassino, ma che malchesta, no, ma questo è tremendo. Michele! Come andate questo? Ma pazienza, va. Mamma pigliare un cappello e un bastone, subito, un lampo, un lampo, allora. Ehi, perdo tre. Insomma. Bravo, Voi mamma scrivete, sicuro. Non mi scordate mai, figlia mia. Che sta, professore, che la più buona ragazza se ne va dal convento. Eccola, bravo, via. Molto bene. Voglio passare tutti i compagni miei. Sì, ma non piange di più, figlia mia, non piange. Oh, povera voglione, se ne va. Ma fatto spartero cose. Cinque sti standa cinque. Fatevi coraggio, fanciulla celeste. Che bella cosa! Ho finito prima atto 2 bis e polizia non è venuta ancora. Ma questo non si chiama successo, si chiama successone! Ovunque ci non lascia ascoltare! E so tre chiamato finito prima atto, ha giù fatto colpa! E che lui piezza animale che dorme, invece scete da sangue di bacca. Io non sto dormendo. Ricordati quello che ti ho detto, non fa passare nessuno in palcoscenico, se no ti multo, dice, su, se invece di asosro, lui ne ha assattato, dice. Io l'impresario è furore completo. Ah, ma io già lo sapevo, vi ringrazio di tutto cuore, avete cantato come un angelo. Grazie, ma l'autore dove sta? L'autore, mo bene, mo ve la fate venire. Per mancare non manca, non ci pensate, qualche combinazione l'avrà trattenuto. Certamente, signor impresario, ci siamo portati magnificamente.
Aspetta, le gelata. Io voglio la limonata. E io pure, ce l'avete promessa. La promessa è bene. Va bene, non dubitate. Ho promesso e mantengo la parola. Dopo il secondo atto faccio venire i gelati e le limonate. Io voglio un arrosto e un bicchiere di marsala, altrimenti mi si passa la voce. Oh, per carità, voi che dite, signora prima donna? Non vogliamo io, cielo. Va bene. A un altro poco vi mando l'arrosto e la marsala. Lo sai, sigaretta a lui, sigaretta. Sì, signore, pure sigaretta a voi. Stiamo bene, adesso andatevi a travestire per il secondo atto da spagnuoli. Sì, figliolo, siamo pronti. Non partiamo di Signora Madonna, vi devo dire una cosa che ho pensato, piccerete, venite anche voi tutti quanti qua, venite qui. Ho fatto una sorpresa all'autore che non sapevo mai aspettare. E che cosa? Ho preparato 2 grosse corone di alloro e le ho fatte piazzare in soffitta. Quando al finale del secondo atto che chiamano fuori l'autore, ho immaginista, spezze, curvine e ce fai proprio in casa. Che me ne va? Una bellissima idea! Ti sono geniale quando vende il coro. Cicillo! Cicci! Cicci! Chi è? Ricordati quello che ti ho detto, Quando al finale del secondo atto che chiamano fuori l'autore, spezzi e curdine, hai capito? Bravo, piccine, adesso datemi il permesso, vado a sorvegliare il cambiamento di scena. Signora Madonna, e così fate vestite così? Quando vi andate a travestire? Aspettate un momento, questo che cos'è? Adesso è finito il primo atto. Sapete che cos'è? Il teatro è pienissimo, è burrica tutte così e buone. Ma scusate il gelato, ricordate la limonata. Va bene, non dubitate. A un altro poco mi hanno ordinato tutte cose poco gustose. Va vicinanza Non sto dormendo. Ricordate quello che ti ho detto, vicino. Non va a passare nessuno in palcoscenico, se no ti multo, E siete, vicino, ti asceta, c'hai immassa tutto quanto, vicino, che non si dorme. Vicino, mi raccomando, fatemi fare bella figura, bravo, bella. Comparse, fate presto che si va in scena. Elettricisti, macchinisti, muovete, siamo belli, asciugati. E come sta muinato, impresario? Si capisce, quando mai ha visto teatro così chino? Dice che fino a mo' ci ha rifoso 8.000 franchi. E si è salvato con la figlia dell'imperatore. Sì, non trovava st'autore, stava proprio arrovinata. A proposito, sì. E come va che Arturo non si è vista ancora? E che ne faccio? A me pure mi ha fatto meraviglia. Doveva stare qua dalla prima scena. Ma mo che viene facciamo i conti. Abbiamo saputo che vi fa la corte, non è vero? No, vi ingannate. Mi fa delle gentilezze così, perché canto la sua musica. No, noi sappiamo che va pazza per voi. E sappiamo pure che stanotte ha avuto un cavo, ce lo scusate, a voi che ve l'ha detto? Voi sapete che io abito in lo stesso palazzo vostro, o primo piano, e stamattina Giovanni guarda la porta, mi ha contato tutte cose. Sì, è entrato il maggiore mentre stavamo provando il duetto finale del secondo atto. E la radio non cauce. Ma per una parte è stato buono però, perché a così oggi ho trovato mezzo e me lo maggiore a turno. E licenziato, di la verità? No, licenziato non ancora, ma ha già avvisato guardaporta che quando viene non lo deve far salire. Ma scusate, quello poi non viene qua. E qua pure trovo l'impedimento. Vincenzo? Vecchi! Quando viene il maggiore non farlo passare. Devi dire, l'impresario non vuole. Va bene, l'impresario non vuole. Che strarme sempre, ma non lo fa. Sì, invece sì. Tu lo sai, io ti voglio bene veramente come una sorella. E allora ti devo dire una cosa. Tu forse per colpa di questo Arturo perdi una buona occasione con Maggiore. O Maggiore è ricco, ti vuole bene e tiene intenzione di sposare. Mentre l'altro, il signor Arturo, ha fatto questa recitata tutto questo tempo soltanto perché tu l'avevi cantata all'operetta. E la prova te l'ha data stasera, che a fine e mo' non si è vista ancora. E oggi quando vuoi sapere, stai prendendo caffè d'Italia e si pigliava gelato con una bella figliola. Possibile, tu che dici? Carmen, dimmi una cosa. Oggi dove hai visto l'autore? Tinto Caffè d'Italia con una bella figliola. Benissimo. Avete fatto bene ad avvertirmi. O voglio acconciare io, voglio. E per vendicarmi che non è venuto ancora ma non mi travesta. Sì, faccio secondo attacco sì.
Si pure la faccio, si contatta. Si pure la faccio. Ma come ti è venuto in capo, ciò dicere? Scusa, giù pazienza. Queste sono cose che si avvertono. Arroiata. Dentro e non potete trasì. Io sono il marchesino Sparice, sono entrato sempre. Sì. E mo non potete trasì. Mo ti tolgo lo sciaffone e felice notte. E beh, già. Dici, fallo passare, poi parlo io con l'impresario. Signori, parlate voi con l'impresario, io non voglio sapere niente. Chi lo per niente mette molto. Non te ne incaricare. Qualunque multa ti mette ne rispondo io. E beh, già, e lascia, con quelle manacce. Ah, quanto sei brutto. È bellissimo, è bello, Ma vite portate e castagne sciroppate? E si capisce, Carmela mia, eccole qua. Sì. O primo pensiero quando sono uscito di casa è stato quello di andare da Caplice e prendere le castagne per te. In beh, già. Ma quanto è bella! Mamma, che fa? È sempre ostinata, non dà consenso. Sempre, Carmela mia. E io perciò mi sono fatto più sick. In beh, già. L'altra sera mi trovavo con un ritratto tuo in mano che me lo baciavo forte. Sì, ma afferrò e mi chiuse dentro il salotto dove ci sono tutti i ritratti a olio dei nostri antenati e mi misi una paura che tu non puoi credere. In beh, già, perché quelli sono a grandezza naturale, hai capito? Guerrieri, magistrati, cardinali, barbatanta. C'è stato specialmente un nonno che pareva che muoveva gli occhi, come se mi rimproverasse. Quando era brutto o nonno, io alluccai, chiagnetta, ma niente, nessuno mi dava udienza. Mi fecero stare là dentro fino al giorno appresso. Ma io volevo sapere perché ce l'aveva tanto conmigo. Ma perché mi ha pigliata mamma vostra? O sape che io sono una figliola onesta? Già! Carme, quelle mi coffeano. No, non signore, non ce l'hanno con voi. No, l'hanno con me. Io me ne sono accorto. Facciamoci più in qua. Perché io sono nervoso e può essere che rispondo malamente. E beh, già. E beh, chi se mi fa morire a me? E ciao. Che è stato? Tengo il catarro. Sì, poverino, tieno catarro, poverino. Come si fa? E stai attento. Perché? Stai attento perché il catarro lo faccio scendere io. Poi a me. Tronca chianetta. O sale con vivo da ronca, stai attento. Facciamoci più guai. Stasera passo un guaio un po' profondo. Ecco qua, Carmela mia. Tu devi sapere che mamma è la marchesa Sparice, conosciuta in tutta Napoli, e vorrebbe che io mi sposassi una nobile con una forte dote, perché dice così, co sangue nostro non è come sangue vostro. E che voi tenete sangue in altra maniera? No, essa è una cosa la dice co sangue nostro è blu. Voi tenete sangue blu. E poi i pochi che ne saccia, essa così dice. Io poi non mi posso tanto spingere, se no perdo la mezza lira al giorno che mi passa. E che voi che state tenendo? Mezza lira al giorno? Per adesso, ma quando muore mamma io sono ricchissimo e faccio quello che voglio io. E in beh, già. E mi sposate? E si capisce che ti sposo, Carmela mia, perché ti voglio bene assai. E in beh, già. E mo facciamo i conti nostri, Vieni qua, vieni. Che nessuno deve Tu stasera perché non mi guardi? E voi addossati non v'aggi visto? Come? Sto dentro la platea, nona fila numero 23. Niente meno, nona fila numero 23, vicino alla porta. In beh, già, non ho trovato né poltrone né platea avanti, ma non messi in mezzo ai carabinieri, ma sto bene però, vicino alla porta e insomma non mi posso lamentare. È permesso? Si può? Carissimo Don Eugenio, favorite, entrate! Signorina Teresina, signorina Elvira,
Signorina Amelia, accettate i miei più sinceri complimenti. Questa sera siete state deliziose. Il primo atto è stato un vero successo. Immagino vista, state dentro in poltrona, prima fila in corridoio. Esatto. Ecco, binocolo, ma state smicciando che la signorina seconda fila. No, vi sbagliate. Io stasera non guardo che voi, solamente voi. Donna Eugenio, veramente che partite? Purtroppo. Ci lasciate? Non ne posso fare a meno. Debbo recarmi a Roma per un affare importante. Forse che cambiate di guarnigione. Cambiamento completo. Io saccio che donna Eugenia si sposa. Ah, voi sposate? Ebbene sì, perché negarvelo? Vado a Roma per ammogliarmi. Benissimo, allora ci facete provare con fiesta. E com'è la sposa? È bella? È bruna? È bionda? Diteci Piano. Non ne so proprio niente. E come? Non lo conoscete? No. Non dite bestialità. Eppure è così, non la conosco. Sarà bella, sarà brutta, sarà bionda, sarà bruna, avrà le gambe storte, il certo è che io la sposo. E via da Roma per vedere. Perfettamente, cara, perfettamente, scusa. E così, signorina Carmela, come state? Non c'è male, grazie. Questa sera siete più simpatica del solito. Ma voi questo dite sempre, volete scherzare? No, ma che scherzare, io dico seriamente. Anzi, permettete? Signor generale! Ma che generale, tenente appena. Tenente, sergente, trabando, non me ne importa niente. E vi faccio riflettere che questa giovane è l'innamorata mia. Mettiti qua, tu, faccia tosta. L'innamorata vostra. Benissimo, vi faccio i miei complimenti. Avete saputo scegliere, è proprio una bella ragazza. Questa, per esempio, non è cosa che vi riguarda. Già. E non credete che siete militare e mi fate paura, perché se non lo sapete, io non mi metto paura di nessuno. Come siete grazioso. E non ridete che vi faccio stare a dovere. Già. Io sono il marchesino Starice, sono un nobile, capite? Tengo sangue blu e non mi posso mettere con un usurdato qualunque. Sapete, ragazzo, state nei termini, altrimenti vi regalo uno schiaffo da farvelo ricordare per tutta la vostra vita. No, lascia. Senti. Tu mi dai uno schiaffo a me. Anche due. No, lascia. Questa cosa si deve lavare con sangue. Senti. Tu mi dai 2 schiaffi a me. Anche 3. 3. No, ma basta mo siamo arrivati a 3. Senti. E io non ti piglio a causa. E non la darete, non ride, da un guaglione. Ha parlato a pupate che cos'ecca, ha parlato. Avete ragione, non sarebbe della mia dignità mettermi con un imbecille di tal fatta. Imbecille a me? Sì, esci fuori, ti chiedo coraggio. Imbecille, vai fuori tu, coppante, bamboccio, vai dalla mano, vai da tua E che mi parliamo a fare? Già aperta la birreria, già aperta. E che lo piazza animale che dormo. Feci, scei! Non potete trasì! Ostia, scusa! Che lei fa prima trasì e poi non vuole passare. Io non posso trasì, signori, scusate, ma qui sul palcoscenico non si può stare. Andiamo. Voi chi siete? Sono il magazzino Starice. Mi fa tanto piacere, che volete? No, niente, grazie caro, molto gentile, non vi disturbate, sono venuto a trovare l'innamorata mia. Già, ti l'hai traso dentro la casa tua, è traso, ma mi prendi che le stucce camere, piccione va giurito tanta volta che sul palcoscenico non voglio nessuno cattera! E tu come vamo in arambre? Ma ti posso trasire tutta la quarantina di
E tu non li 40, manca pieta. Casa da fa, che sa da fa. Signor impresario, se è per me lo dica francamente. Signor tenente, scusate, non è per voi, ecco, è un ordine generale. Ah, non è per me. Allora è per l'imbecille. Ma io, se gli ho risposto, è stato perché mi ha provocato. Perché noi altri militari, quella gente lì, sai dove l'abbiamo? Dove? Sulla punta degli stivali. Hai ragione che tiri la divisa, hai capito? E lei tu come la sciabulella e poi parlammo. Sa, Chi è? io se vengo per fini diretti. O diretto, o Stuart, a me non mi importa niente, ma a caro non hai dato niente. Andiamo belli, andiamo piccoli, ha dato trova roba e fatevi dare i campanelli che dovete portare in mano per il primo coro, E Amelia, dove sta? Se ne è chiudendo con Don Eugenio. Brava, pare che l'ha giù pregata, vai, andiamo belli, fate presto, andiamo bella, muovete, via. Andiamo, Carmela, scioglim. Marco, sì, state buona. Ci vediamo dopo la rappresentazione. Beh. Sì, già. È partuto diretto, è partuto. E guardati che la faccia tosta se ne va, Carme, ma voi alla vedrete, sì, ma chi state salutando? A Carmela. Ma non c'è, se n'è andata. Essa ci sta sempre. Ma voi che siete scemi, Andiamo bello marchetti, da bassi, che fra poco comincia lo spettacolo, Dopo rappresentazione, venite, trasite, ascite, fate quello che volete voi. Ma no, già, io capisco. Voi come innamorato, volete vedere sempre vicino. Ma qua sul palcoscenico non si può, già. Perché sennò sapete che succede? Dite? Che come entrate voi, fanno trasi pure là, già. Io poco ha già fatto. Ha già pigliato la fidanzata vostra per un braccio e l'ha già cacciata fuori. Già. Di quando siamo belli tutti e due, Perciò facetemi piacere a te penna. Avete ragione. Perdonate il disturbo. No, prego, figurate. Buonasera. Buonasera. Arrivederci. Tante cose, tante belle cose. Va bene, spalo un mammi, Io ve l'ho giritto prima, non signore, ve l'ho avuto a riceritto. Spalo un mamma. Venate io. Io poi do la soddisfazione a te. A me, e come importa a me? Sì, aspetta. Chi si muove? Scusate? Chi è? Voi state ancora qua? Una preghiera. Sentiamo la preghiera. Io me ne vado e va bene perché questo è l'ordine e gli ordini vanno rispettati, Benissimo. Adesso cominciamo a ragionare, oi? Ma facciamo, per un caso, che io a ca non me ne volessi andare, voi a me che mi faccia ricevere. Scusate, è cavarria fa. L'ho inchiodato, non può rispondere. Cavarria fa. Dite. Ma pigliarri a capo, già! Ma avere una poca come succede a me. Dice, per regola tua rimane che un coppo pulicipetto ne faccio cacciare. A me, perché? Io non mi posso appizzicare a gente per causa tua, capito? Dice, quando non ordine voglio essere ambito. Impresa, ma io che già fa? Quando chi la forza vanno trasì. A forza vanno trasì. Non si possono mantenere. Tu a me questo non me l'avevi detto. E mo lo sto dicendo. Mi sa a casa da pigliare un provvedimento, perché io già sta qui. Sì, deve prendere un provvedimento. Sì, ecco, l'ho presa, va? Già l'avete pigliato? Sì, facciamo presto. Sì. Ti metto 5 lire multa, così te vai. A me 5 lire? 5 lire multa, custode. Non si può fare niente, impresa. 5 lire multa. Mamma mia bella, 5 lire. E io piglio una lira e mezza. Ah sì? Ma sai che faccio? Ma me ne vado a dormire. A così sono berissimo. A porta guardalo tu, hai capito? Mi vado a cuccare, sono berissimo.
Mamma mia, che folla! Quanta gente, non sacci come sono riuscito a passare. Mi hanno detto che il primo atto ha avuto un grande successo, ma io ne ero sicuro. Io stavo vicino al bar, sentivo la gente che stava bevendo consumazioni, gelate, cose. Dice, ma chi è? Chi è? Il maestro deve essere un uomo di grande talento. Io stavo vicino e mi sentivo. Ma intanto, eccomi qua sul palcoscenico del fondo. Che vita, che vita! Che allegria, che bella... Se non fosse per quelle 300 lire al mese sicuro, ma io quando mi avrei mandato all'inferno i palumelli, i tortorelli, i rondinelli, non è vita per me. Quella puzza di incenso, l'incenso, e poi i gigli, dentro, i gigli proprio, mi viene il dolore di testa, è già vaga, me ne importa, intanto... Che sto qua, non me ne importa niente, voglio morire pure domani mattina, basta che stasera sto qua. Confitissimo signor autore, come state? State bene, sì? Non c'è male, grazie. Mi dovete perdonare, l'ho fatta un poco tardi. Sapete, un amico mi ha trattenuto. Ah, sì? Sì. Ho saputo che il primo atto ha avuto un grande successo, un trionfo, e che voi in particolare avete cantato come un angelo. Oh, ma che angelo, per carità. Sì, al primo atto stavo bene di voce, ho fatto quello che potevo. Perché adesso non vi sentito bene? No, è che mi sento un po' nervosa, annoiata, ecco tutto. Solo un calmante, ci vorrebbe, cosa. sì. Anzi, sapete, al secondo atto non cambio l'abito, resto così. Così, non scherziamo. No. E voi sapete che Flora al primo atto è una contadina, è povera, al secondo atto diventa ricca perché l'imperatore se ne innamora. No, mi guastate l'azione, si rovina il libretto, si tradisce. E tanta collera vi pigliate perché si tradisce il libretto. Ma che fa? Come che fa? Mi fate avere una critica. Le corte, io non mi voglio travestire, va bene? Ecco. Adesso Cesira. Vi proibisco di chiamarmi Cesira. E come vi devo chiamare? Prima donna. Ricordatevi che vi ho chiamata autore. L'hanno insorfata. Qua è gente maligna qua sotto. Ma perché mi trattate così? Voi sapete che stanotte un maggiore mi ha dato chillo cauce e se mi avesse avuto nelle mani mi avrebbe ucciso e allora per voi ho rischiato la vita. E io sono stata una bestia a smorzare il lume perché vi dovevo fare ammazzare. Ma perché? Vi ha trattenuto un amico, non è vero? Un amico, sì. Mi ha attaccato il bottone. Il bottone mi ha attaccato. Per questo avete fatto tardi. Sì, si è appiccicato, non mi lascia. Guarda, zitto! Chi era che la figliola che si pigliava un gelato con voi al caffè d'Italia? La figliola. La figliola? Quale figliola? Chi figliola? Sareste capace di negarmelo? Certo. 100.000 volte perché non è vero. È l'invidia, la cattiveria, sono i colleghi, sanno che sto avendo successo e allora mi vogliono mettere a manocchio con voi. La cattiveria? Sì. Ma adesso che ho saputo la ragione per la quale voi state così con me, ma io ringrazio l'autore di questa calunnia perché con questo mezzo ho potuto comprendere che voi mi amate. Quanto io vi amo. Questi braccia, vedete, questo è il dégagé. Dunque, voi negate di essere stato al Caffè d'Italia con una figliola? Non lo nego, ho negato già, lo nego. Benissimo. Per ora non posso dirvi niente. Ma badate, signor autore. Non mi chiamate autore. Chiamatemi Arturo, come io vi chiamerò la mia Cesina. E va bene, Arturo. Ma badate, signor Arturo, che per ora non posso dirvi niente e lasciamo passare il fatto per una calunnia. Ma se mi accerto di qualche piccola cosa, guai a voi, sono capace di tutto.
Fate quello che volete, non ho paura di niente. Vi amo e vi amerò fino alla morte. Luata vananza, passito ma passa, sangue da bocca. Ah, sono maggiore. Mo' ha girato cauce. Mi hanno detto che il signor Arturo Maletti, l'autore, poco prima è venuto a campo a palcoscenico. Benissimo, stasera che faccio correre la cavalleria. Oggi sono stata a casa e ci siga. Io guarda porta, ma che la signora aveva dato ordine e non mi faccia lì. A me. E chi ci aiuta per fare pace? L'avevo portato pure il pastarello. Io voglio sapere perché la signora Cesira ha dato quest'ordine. Io non sono un papurcio sangue tabacco, ma perché mi ha pigliato a me? Essa mi deve spiegare perché non mi ha voluto più ricevere. Oh. Ah, perché quella è casa mia. E in casa mia intendo ricevere chi mi pare e piace. E se seguiterete a seccarmi, vi farò stare a dovere. Avete capito? Sia questa l'ultima volta che ve lo dico. Voi non avete nessun diritto su di me, perciò non mi seccate più. Angelo mio, io vi volevo dire che il fatto di quanto è successo... Non mi seccate più. Creatura divina, ascoltatemi, io vi volevo dire che... Non mi seccate più. E va bene, signora Cesira, ma la vedremo, la vedremo. E io che l'avevo portata pure il pastarella, ma va a morire subito tu e il pastarella. Se stasera c'è l'autore di mano, ma magna ammazza, ma magna. Ma mi ha detto che stavo coppo al palcoscenico, si ma potesse sangucciare. Robusto. Io non capisco. Se fa sempre particolarità. L'ufficiale ha potuto trarsi in coppa palcoscenico e io no. Ma che forse l'ufficiale è meglio di me? Sì. E me, un marchesino Spaice, conosciuti tutti a Napoli. Mamma, sì. E chi non la conosce a mamma, sì. Pure il prete a Sanna, a mamma. Oh. Che sta scritto là? Qui. Comparse. Aspetta, che bella idea. Ma sa che faccio? Mi metto un vestito qualunque e dico che sono una comparsa. A così posso stare tutta la serata vicino a Carmela mia. In bed. Già. Chi siete voi? L'autore forse? No, signore, sono una comparsa e mi vado a travestire perché ho fatto tardi, con permesso. Viate a vestire. Viate a vestire. Ma va a vestire. Ma che va vestito a fare? Canato poco, sta bruciando tutta casa. Oh, mamma mia, e chiamati i pompieri. E chiamati i pompieri. Riesci a vattene da qui. Ma chi è chi? E stai ancora qui. Riesci a vattene da qui. Vattene. Va bene. Non tengo nessun diritto. Ma lo vedremo, signora Cesira, lo vedremo. Sia la mia, facciamo fuori l'autore, almeno per vederla, ma sapere chi è. Se sarete quinto, lo va capri. Mamma mia, che folla, quanta gente e che paura. Chissà mo qua che cos'è. Si potesse trovare Don Felice. Che graziosa fanciulla. Signorina, cercate forse qualcuno? Volete parlare con l'impresario? L'impresario? E che cos'è l'impresario? Come che cos'è? È l'impresario di questo teatro. Sta qui in palcoscenico. Ah,
questo è il palcoscenico. Perfettamente. Dove stanno gli artisti? Sicuro. Oh, allora permettete, signore. E adesso dove andate? Me ne vado. Non posso rimanere qui, signore. Aspetterò fuori l'autore. Ah, è l'autore che cercate, il signor Arturo Maletti. Già, il signor Arturo Maletti, il mio maestro di musica. Bravissima. Voi siete sua allieva? Sì, signore. Beh, ma egli non può tardare. In questo frattempo, se posso esservi utile in qualche cosa, disponete pure di me. No, signore, vi ringrazio. Ma se volete dire a me quello che dovete dire all'autore, chissà, si possono dare dei casi, delle combinazioni. Ecco qua, signore. Io volevo chiedergli il favore di farmi vedere la sua operetta. È tanto graziosa. La conoscete? Altro che la conosco. Ho capito, forse ve l'avrà insegnata per esercitarvi. Già, appunto, per esercitarmi. E quale parte vi ha insegnato? Ah, tutte le parti. Io conosco tutta l'operetta a memoria. Bravissima! Ma allora voi avete una grande vocazione per la musica, avete la scintilla artistica. La scintilla? E che cos'è la scintilla? Come che cos'è? Amate il teatro? Sì, non ci sono mai stata, ma l'amo assai. Ecco la scintilla. E pensate di debuttare subito? Ah, non lo so. Io faccio quello che mi dice il maestro. Amate molto il vostro maestro. Oh, molto, molto. Ma ditemi la verità. Lo amate come maestro o come Arturo Maletti? Io non so cosa dite, signore. Arturo Maletti e maestro è la stessa cosa. Ed io l'amo assai, perché egli pure mi ama. Che sento? Ha preso tanta cura di me che non potete credere. Oggi mi ha fatto pranzare con lui, mi ha fatto fare una bella passeggiata in carrozza, mi ha fatto prendere un bel gelato e poi mi ha messo in un palco di quarta fila. Vabbè. E com'è che vi trovate qui? Perché mi hanno cacciato, hanno affittato il palco. È venuto uno e mi ha detto: uscite, il palco è affittato. Come affittate? Chiamami se l'autore. Qua autori, non faccio niente. Il palco è affittato, devono entrare questi signori, perciò uscite. Guardate, quanto me ne dispiace. Posso avere l'onore di offrirvi il mio braccio? Il vostro braccio? Sicuro, che ci trovate di male? Vedremo di trovare un posticino. Ma, signore... Non abbiate paura, io sono un galantuomo. Conte Eugenio Porretti, ufficiale di cavalleria. E il vostro nome? Il mio nome? Io mi chiamo Flora. Flora, guardate che combinazione. Lo stesso nome della prima donna dell'operetta. Non vi piace? Anzi, mi piace assai. Che simpatica ragazza. Venite, signorina, venite. Ora vedremo di trovare un posticino. Speriamo che troviamo qualcosa. Niente, non l'ho potuto trovare. Ha girato per tutte e quinte. Distratta stava scena pure forosi vari. Se non era perché lo serve scena che mi apparavo un braccio, facevo questa bella figura, facevo. Tengo volene qua. Io la mia, fammi l'anguccia. Si sa che è stata parte. Boh, va cabrì. Di scena, Caterina. Andiamo bene, andiamo comparsa, spicciata. Signora prima donna. E voi che fate vestita così? Me ne vado! Non canto più! No. Non canto più! Per carità, ma voi mira, signora prima donna. Poi tu stai in casa? Sì, sono arrivato da poco. Che state? Tu hai una rovina. La prima donna se n'è scappata, non canta più. Quanti scuola? Tu è scappato? E come l'avete fatto scappare? Come ti scappato? E corri! Tu già non fai così! Non manchi le Signora prima donna! Signora prima donna! Signora Argentina, per carità! Ma così combinato stuco proprio buono, che bella cosa, ma posso stare tutta serata vicino a Carmela mia, e beh, già. Sono proprio dispiaciuto, signorina. Oh, che peccato, non trovare nemmeno un posto. Il teatro è tutto pieno, io vi cederei volentieri la mia poltrona, ma poi come fate a rimanere sola in mezzo a tanti uomini? Ah no, questo mai. Eh? Che cos'è?
cos'è? Questo è il segnale che dà principio al secondo atto. State con me, vedremo di trovare un posticino in palcoscenico. Andiamo, mangi il latte, stanno andando qua. Cecilia in scena! Cecilia! Cecilia in scena! Cecilia! E a due giù, che non ci sta? E che se ne fa? Come? Quelle di prima scena! Povrega, fattenata puntata di storia e se n'è giuta! Se n'è giuta? Tu che dici? Come si fa via? Avete chiamato a Cecilia? Non c'è stato, ne è scappata! Signorina Nelia, Sì. signorina Nelia, scusate, mi dovreste fare un grandissimo favore. Dite. Dovreste trovarci un posticino in palcoscenico per poter sentire l'operetta, io e la signorina qui presente, la quale è una scolara dell'autore. Ah, tanto piacere, signora. Voi siete un'allieva dell'autore? Bravissimo. Ma Gombro, Neuget, e voi ancora non la volete fornire? Domani mattina dovete andare a Roma per quell'affare. E ancora andate accompagnando scolare? Credetemi, questa è la verità. Vi credo, come no, vi credo. E il videre, sì, Carmen. Questa signorina è un'allieva dell'autore. Ah, bravissimo, è una bella ragazza. Molto simpatica. Avete fatto una bella coppia. Grazie. Accettate delle pastarelle? Pastarelle? Grazie, troppo buona. Voi da mangiare, no? Uè, queste sono le pastarelle che ho fatto in tuo convento. E come si trovano a casa? E dunque, ci potete situare da qualche parte? Non saprei veramente, il palcoscenico è pieno di roba. In scena, che si tira il sipario. No, San Signore, non tirate il sipario, appicciate ste luce. La prima donna se n'è scappata, non canta più. Come? La rappresentazione deve essere sospesa, ma il pubblico va a essere restituito ai denari, e come faccio? Poveri figli miei, povera famiglia mia. Ma perché se n'è scappata? Che ne saccio, che ne saccio. Come si fa? Come si fa? Calma, non perdiamo la calma, non ci vuole niente. Si taglia la parte della prima donna. Se leva sta parte a mia, che ci fa? Oppure la fa un uomo, forse è meglio, un uomo è meglio perché viene meglio. Chi ha parlato? Io, ho parlato io, eh? Non piace l'idea? Questo chi è? È una comparsa, una verita. Una comparsa. Una comparsa. Sì, una comparsa. Carmela? Una comparsa. Carmela? Sto per l'ardi a rispondermi. Per aiutare? Ma leva dallo, che vattene. Quando venisse tagliare la parte della prima donna, per il sta uomo, per lei. Sente là, che si è. Povera casa mia. In scena che si tira. Non dirà, può scolare. Aspettate, signor impresario, mi viene un'idea. Soltanto la signorina, se vuole, può salvarsi. Questa signorina? E come? Io? Ma sì, conosce tutta l'operetta a memoria, gliel'ha insegnata l'autore che è suo maestro. Possibile? E potrebbe rimpiazzare la parte di Flora. Sicuro, lei soltanto può fare questo miracolo. Ma voi che dite, per carità, io non lo posso fare. Signorina, per carità salvatemi. Io vi do tutto quello che volete. Riparate voi questa rovina. Impossibile, io non sono mai uscita sul teatro. Ma che fa? Il pubblico vi applaudirà lo stesso. Quando saprà che si tratta di un rimpiazzo, si contenterà di tutto. E poi, voi avete una bella figura. Tu, signorina, fatemi questa grazia. Così salverete l'autore ed egli me ne sarà grato. Salvate a me, salvate l'autore, salvate tutta questa gente. Perché se stasera si sospende la recita, io domani devo sciogliere l'intera compagnia. Signorina, fatelo per me. Dani, falla per me. Falla per me. Ma il pubblico sta facendo i cazzo, non sta là. No, è pochissimo, chi la cadancina, capitano? Ma come faccio così vestita? Là in quel camerino c'è tutto. Siamo belle piccine, Yama, aggiustatela alla meglio. Ma ci pensavo lui, Yama. Io vorrei provare almeno l'aria di sorpresa. Sì, signora, vestite di prima. Poi faccio venire a Don Gaetano, direttore d'orchestra, e lesto facciamo una prova. Vado ad aggiustare la prima donna, permettete. Ad aggiustare?
visto con un cane, ce l'ha da vita. Aggiustava la prima donna, marito. È venuto fresco, aggiustava la prima donna, aggiustava. Signor Tenente, io vi ringrazio di tutto cuore. Ma di niente, per carità. Già, ma mo stava a riavviso pubblico, ma... E che diciamo? E si diciamo che la prima donna se ne è scappata, quelle si indispongono. Ma diciamo che l'è venuto un insulto. No, è peggio. Si mette a ridere, malumore, che possiamo dire? Poi diciamo che tutto insieme se ne è scesa la voce. Ecco, benissimo, aperta voce, ecco. E la parte verrà rimpiazzata dalla signorina, come si chiama? Flora. Ah, Flora, e il cognome? Il cognome non lo conosco. Ah, non lo conosci il cognome, ma diciamo un cognome qualunque, diciamo Flora Provvidenza. Come Provvidenza? È che la Provvidenza è stata per me. Uè, a te che ne accavo ancora, vedi? Ma aggiustiamo tutto, permesso. Dimmi una cosa, ecco, tu tieni spirito, molto spirito. Hai da voglia. Ecco, bravo. Allora, fai una cosa, ecco, esci fuori al sipario e di 4 parole al pubblico dell'incidente che è successo. Lo sipario? Ricordati che la parte della prima donna verrà rimpiazzata dalla signorina Flora Provvidenza. Sì, la parte viene rappezzata. No, rappezzata. No. La pezza viene rimpiazzata da... Vabbè, la pizza... Vabbè, poi lo dico. Vieni fuori, va. Vieni a casa, fammelo piacere, fammi chiamare Don Gaetano, direttore d'orchestra Vincella, a dammi qua. Ehi, mo lo faccio venire. Mamma mia, che serata, no, io rimane non mi so. Dove sta l'impresario? Chi è l'impresario? Sono io, che volete? Io sono il delegato di servizio. Piacere. Vengo a dirvi che il pubblico sta facendo chiasso, e giustamente, perché il sipario sta calato da mezz'ora. È giusto. Ma che porcheria è questa? Che l'avete pigliato voi teatro Re Puppo? Questo è il teatro del fondo, teatro municipale. Perciò sto sempre chiuso. Sì, avete ragione, signor delegato, ecco. Mi è nata una combinazione per la quale non si è potuto ancora tirare il sipario. Ecco, sì. La prima donna sta male. Che me ne importa a me della prima donna? Io voglio che si tiri subito il sipario. Pasci di voi là fuori. Ui, io? E chi là fuori? Scusate, signor delegato, ma un poco di logica pure ci vuole. Come tiro si pari senza la prima donna? Esatto, come che mi devo pigliata una, si fa rimpiazzare da qualche altro. È quello che stiamo facendo, farà la parte un'altra giovane. Ho mandato ad avvisare pure il pubblico. Siente l'ocaramma, voglio iniziare. Pubblico avvertito, ma pubblico insolente, Sentite, quando mai al fondo si è inteso questo? Mo si sente. Dunque io vado, fate presto, e non mi obbligate a tornare un'altra volta, se no vi faccio la contravenzione. Con me si scherza poco, sto con l'orologio in mano. Io vi giuro teatro, vi giuro. Mi pare che è una novità, che li sta sempre chiuso. Stiamo bene, Impresario! Chi è l'impresario? Sono io, che volete? Che si dice? La riceva da pigliare a causa, esci, vattene! Che se ne fa passare un guai a me, fa passare. Picciolè. Eccola qua! Sta proprio bene! Sta bene? Quanto sta carino! Guarda carino! Sta bene, brava! Voi state proprio magnifici! Facciamole un applauso! Ma che scuorne, voi state un amore, su, alzate la testa. Fate vedere, carina. Levate in mano all'oca. Se ne levate in mano all'oca. Non mi guardate. Signori, non la guardiamo. Non la guardate. Mamma mia, ma sa che peccato ha già fatta. Voi piccini, andiamo belli, gli facciamo un suggeritore. No, io non ho bisogno di suggeritore, io faccio tutta la parte a memoria, voglio solo l'entrata della musica. Benissimo. Ecco pure, cosa c'è? Don Gaetano, accompagnate a questa ragazza all'aria di sortita del secondo atto. E la signorina che rimpiazza. E lei che rimpiazza. Piacere. Don Gaetano, faccio paranelli, andiamo belli, andiamo a insegnare l'una. Voi piccini, mi raccomando, attenti al coro. Impresario, ma insomma. Ecco, ci siamo, una piccola provetta. Presto, ci sbrighiamo. Bello sottovoce. Sembra una stella, si sembra una fata,
tutti mi dicono, tu guarda Flora, è potentissima, ricca e signora, non è più povera, non è più quella, come simpatica, sì come bella, mi die la sorte tanto splendor, mi die la sorte tanto splendor. E sapete perché? Perché? Ma non lo dite a nessuno, per carità. Qua stanno i fratelli vostri. Mi ha asciuto frate, state zitto. Mi fa la corte l'imperator. Siete una celebrità! Impresario, io vado giù quando è presto! Siete scappate e vivo fuori! Auguri, mister, auguri! Impresario, non date così giocato, pezzo d'animale! Animale sarete voi, io sono un maestro conosciuto! Tu sei uno scarparo! Anzi, qualche scarpazzone, Dio bene! Hai ragione che devo andare in un è venuto tutti scarpa! E già vabbè, là non si batte, ti tra i misteri, vai, no, vabbè, un momento, via, sciamo la terra, vai, via, alla lavata, vabbè, no, perché lei... Butta fuori, dai segnale! Cielo mio, fai tutte cose buone! È inutile! Voi non conoscete il mio carattere, Ho detto che non canto più, e non canto più nemmeno per 1 milione! Signora prima donna, per carità, non mi rovinate. Eccomi ai vostri piedi. Sì, signore, lo confesso, è vero. Quella ragazza se l'ha pigliato un gelato così. Sì, se l'ha pigliato, ma senza nessun pensiero cattivo, credetemi. Non mi rovinate. Pensate che questo è il primo lavoro che ho scritto. Il pubblico, gli attori, l'impresario, la stampa, tutti saranno contro di me, tutti. Non me ne importa niente! Perché me l'avete negato poco prima che eravate al Caffè d'Italia con una figliola, Per ingannarli? E tutte le gentilezze, le premure che avete avuto per me questo mese, le avete fatte perché vi premeva l'operetta. Voi avete creduto di burlare Cesira per conservarvi la prima donna, ma avete sbagliato, signore. No, non è vero, no. Io vi amo alla follia, assai. Ah, sì? Sì. Ah, benissimo. Allora datemi una prova di questo grande amore. Fuori, io sono pronto, prontissimo a dare qualunque prova. Andiamo in scena. Un momento, Sì. un momento, la prova. Sì. Lasciamo l'operetta e andiamo via. Ma questa è una follia. E come si fa col pubblico, no? Alle corte! Vi preme la prima donna o Cesira? Tutti e due, Cesira la prima donna. No, signor autore. Vi sarà ben data una lezione. Voi altri, per il fatto vostro, per i vostri interessi, credete di ingannare una povera donna. Io so tutto. Oggi avete pranzato con lei, poi passeggiate in carrozza e in ultimo pure il gelato. Tutto le hanno detto, tutto. Stasera poi siete venuto dopo il primo atto, mentre avevate promesso di venire dal principio. Siete venuto a trovare la prima donna, la quale vi deve far applaudire il lavoro, deve soddisfare il vostro amor proprio, i vostri interessi. No, 100 volte no. Devi andare sotto al tram senza salvagente. Questa sarà la mia vendetta, e se sono ritornata qui è stato solo per sentire i fischi del pubblico e per vedere la vostra disperazione. Ma che fai? Tu stai nuovo, riesci a fare la pubblica di nuovo.
E che me lo fate? Applauso. Ma la parte l'hanno rimpiazzata? Sì, l'hanno rimpiazzata. La figliolella che hanno su. E il pubblico l'ha accettato. Ma vai, tu stai lì. E applaude. Sono più brava, voi state qua, siete tornata, avete fatto una bella azione, una cosa indegna per un'attrice. Mi dispiace, ma adesso non abbiamo più bisogno di voi, perché la parte è stata rimpiazzata. E va meglio, e va meglio, e va meglio, va meglio, va meglio. Oh, sì. Basta mi rindare un momento. Ma chi è sta succia che per mettersi là senza sapere che cantava? Di quanti applausi! E dirmi lo stesso pubblico che poco prima applaudiva a me. Mamma mia, ma vada a casa. Mamma mia bella. Ma si aggerinde in mano a chi l'assassina d'autore. La Gerombrello! Vieni, vieni! Vieni a casa! Tu che arme mamma di fatte, che combinato? Non so stati, ma l'hanno fatto fare! Guardate là, tu che sta fuori, e coscia fuori, copriti, disgraziato, sotto, sopra, sotto. Vada via, vada via. Non mi lasciate più, per carità! Cicci e Carone, spazzatornine, dai, tutte cose, dai, L'azzo visto, sangue di bacco, ma non mi scappa più. Signorina, voi siete troppo bella, voi siete un angelo, io vi amo immensamente. Per carità, signore, lasciatemi! Io credevo di smetterla con le attrici, ma voi non siete un'attrice come le altre. Posso sperare che mi amerete un pochino? Non posso, signore, io parto stasera per Roma col treno delle 10:40. Le 10:40, ma non farete più in tempo, signorina. Allora partirò domattina col primo treno. Domani, anch'io domani devo recarmi a Roma. Allora a domani, signorina, a domani. Quanto è simpatica e quanto mi piace. Vieni qua, scappam. Oh, ma giorno secondo che ha rivoltato la mano a ruota sicura. Ma come me ne vado per stupare così? Figlia di sto camice, poi mettete sto camice lì. E il vestito tu, dove state? Tinto cameriere da prima donna, arrabugliati da una mappa. Aspettami dentro il corridoio dalla prima fila. Io mi piglio vestito e te lo porto. Facci da un presto! Io ti ho fatto dritto, bastardo! Tengo 43 ferite! Eccolo ora! Mi spaccano! Li spaccano! Alla mia mamma! Oh,
Guarda bene se c'è qualcuno, guarda. Guarda. A Caialla, guarda. Bravo. Monsignore, non sta dicendo, scenditi, a me mi ha votato la piva che bere, ramma una mano. Mantieniti forte. Ma reggi. Aspetta. No. Il capo una slogatura ci manca. Tu la slogatura? Figurati. Se ci vede la madre superiore così combinati, in galera, l'hai capito, vado carcerato. Tu sei minorenne. Datemi sta mappata, mamma va a vestire letto. Date per te. Ecco da mappata, vattene, non sa luce mia, vattene. Ma voi come rimanete così combinati, no? Come va a presentare così? E si capisce come mi presenta che... Maestro, è come siete curioso. È curioso, Pate, ti hai capito, curioso. Dici no, maestro, curioso, vedete dove siamo arrivati. Maestro, mi raccomando, non vi scordate niente di quello che abbiamo combinato, per carità. Io mi sono scordato tutte cose, no? Non mi ricordo niente. L'abbiamo combinato così bello. Perché io tengo il naso rotto, hai capito? Come posso ricordare? Il naso mi accoglie, mi batte. Devo pensare, solamente un naso. Rinfreschiamoci la mente. Va. Allora, ieri 2:30 partetta, ma... Partetta mia 2:30. Arrivai a Roma all'8:30. 8:30. Appena arrivata a Roma, voi mi diceste che si trattava di matrimonio. Io facette caso, riavola. E volette partinata a vota per Napoli con l'ultimo treno. Ci riavola all'ultimo treno, vabbè. Appena arrivata a Napoli, siamo venuto qua. Qua. Vi raccomando, ma non mi brugliate. Come ci imbrugliamo? Ma come pigliate per un deficiente? Ma bro, sono 7 parole. Allora, Ferigna. Ieri siamo partiti alle 8:30. No, signore, 2:30. Già, no, alle 2:30. E siamo arrivati al Teatro del Fondo. A Roma! A Roma! Hai ragione, quando hai ragione. E siamo arrivati al Teatro Roma. Vabbè, al Teatro Roma, alla stazione di Roma, ma alla stazione non intervenite, che io mi imbroglio se interviene. Siamo arrivati a Roma alle 8:30. Là mi è sfuggito che la famiglia ti aveva ritirato per maritarti. Tu hai fatto caso del diavolo e hai voluto tornare a Napoli. Bene. È così. Sì, molto bene. Statevi attenti, mamma va a vestire, Sì. Dite che ho pianto tutta la notte e che nominavo sempre la superiore. Tu hai pianto tutta la notte, tu. Nominava la superiore, nominava... Tu il vestito ce l'hai, io sto combinato di questa maniera. Qua in convento non c'ho niente, nemmeno una fazzoletta, capisci? Dammi sto camice nero, almeno mi arrangio con questo, in un modo qualunque, no? Volete lo camice? Dammi sto camice, no? E la potete falla? E perché? E io mi metto scorno. Ma la faccia così, da buffa. L'hanno visto 2.000 persone, mezzo anno, non sta spogliato, e cosa fa una vergogna? Votate vallassi, no, non voro. Diciamo calma, se non partiamo di facciamo un miracolo. Facciamo 1, 2 e 3. Altre come non vuole meniscare. Facciamo i giochi, E 1. Una. E 2. E 2. E 2 e mezzo. E 3 mancano uguali. E 3. Non mi guardate, metti scuola, guarda. Ma come lo sapevo fare? Mi guardate, non mi guardate. Andate là, lo sapevo fare e lo riesci. No, io veramente non mi reggo in piedi, tengo la febbre addosso. Che lottato. Mi piglio pure qualche brivido di freddo, che sia la febbre, certamente. È la febbre. Io entro in un camerino di teatro, dove si presume si debba trovare una gentil donna, una giovane donna, leggiadra. Leggiadra. Io ho trovato una tigre.
Ora dire, famelica, si è buttata addosso e non mi ha dato il tempo di respirare. Mi ha preso così, mi ha sbattuto vicino al muro, la prima cosa, poi una capuzzata, tengo un ematoma qua dietro che Dio lo sa. Poi con l'altra mano, una appresso all'altra, non lo so, e io il sangue che schizzava vicino al muro, senza pietà. Io dicevo, vabbè, non fa niente, adesso io la lascio fare, così questa si stanca e mi lascia tranquillo. Ieri non si stancava. A un certo punto poi vede che ha visto che io non reagivo, si è arrabbiata, si è inferocita di più. Reagisci, caragna, reagisci, che aspetti? Aveva detto troppo tardi, non avevo più la forza di reagire. Non più me ne ha sferrato un altro potente, un pugno che non se ne andava più dal naso. Io ho detto, ma che succede? Proprio non partiva questo pugno dal naso. Non era un pugno. Aveva afferrato il naso e io lo stringeva, girava e tirava, proprio con una cattiveria, perché non c'era amore, no? C'era la bile, la rabbia che aveva rimpiazzato la parte sua, e mi ha fatto nuovo. Mi hanno portato all'ospedale, alla pronto soccorso, fortuna tutti gli attori, l'impresario, ma vieni, Filippo, vieni, va. Io non capivo niente, ma aveva un'aggressione là all'ospedale, è stato aggredito, povero, ho pigliato una barella, poi ho sentito la voce del medico di turno, che c'è? Professore, dice un'aggressione, l'hanno aggredito, chi erano? Quanti aggressori? Chi erano gli aggressori? L'impresario ha detto no, era un donnino, la prima donna, un donnino, quello l'hanno rovinato. Per fortuna mi ha medicato, speriamo che non fa infezione, se fa infezione io perdo il naso. Capa. Oggi avrei come mangiare arrangiare qua. Quella superiore dice, ma come siete partiti con pantalone corto, tornate con pantalone lungo? Se partivo col pantalone lungo e tornavo col pantalone corto, si poteva arrangiare. Si sa, a Roma ha piovuto e se si è ritirato il pantalone, si è ritirato. Ma mi vedo ad arrangiarmi con questo. Chissà che serviva, e forse per trasformazione, c'ha tutte queste maniche larghe che in fondo potrebbe essere un pantalone, aspettano poco, a tutto c'è il rimedio. Un aso. Ecco qua, se può pantalone lungo me lo tolgo e resta, se si può arrangiare, si può fare. Questo qua si abbottona, e questo si piazza dentro la mutanda e questo avanza, che sarò dovrebbe andare dietro. Aspetta, questo si può fare così. A tutto c'è il rimedio. Si tira sopra, diciamo, come se fosse una mantellina. Hai capito? Si tira sopra a mantella. Questo viene così, quest'altro viene sopra. S'aggiusta. Dice, dove l'avete preso? Dico, in treno c'era un viaggiatore di commercio, aveva degli abiti confezionati. Ho preso questo completino, poi vediamo poi dentro, ma giusto meglio. No, via.
Michele Caggitto, posso dire nati 100 volte perché in un momento paura di nessuno. Mica, tu torna a ripetere, misura le parole, se no ci inguidiamo. No, tu sei Mario, tu sei Mario. Non è vero che giocaste 10 lire sul terno, ti pigliaste 5 lire da me, ricordi? E giocate una lira su, e 4 lire schiaffate in da sacca. Io sti cose loco non ne faccio. Ah, non ne fai. E perché non mi fate vedere un biglietto giocato? Un signore, un biglietto d'anghicre, non ti fidi, oggi saremo ricchi, poi c'è la strazione. Ne abbiamo. Non abbiamo pigliato niente, e io per la rabbia ho stracciato il biglietto. Quando si gioca in società non si straccia un biglietto. Sta zitto, non allo. Voglio allocare, non mi mira allocare, ma voglio allocare. Non mi mira allocare. A chi stai Mario? Ci vogliamo chi stai Mario? Chi stai Mario? Sta zitto, non allo. Non mi chiama una volta Mario, è visiamo per me. Tu hai ragione che si picchia e così che non mi posso mettere, posso ammaccare dentro. E non mi conviene mai. Ah, giubbecce, andiamo fuori, prima che hai giubbecce tutte e due. Ma non mi pare, Michele, noi siamo a via fuori, conosciuto da volta in terra. Tu, in terra a me conosci. Già. Ma quella gamba. Ma tu fa. Ma tu vino, diavolo, tu vino. Tutto questo è successo perché non è nasciuto niente. La settimana entrante ti faccio vedere un biglietto prima, va boh. La settimana entrante ti rompono capi interi, va boh. Sì, mi postega vai a fornire per gambe. Non mi tocca. Vieni a ragioniamo allora, vieni a. Tu hai visto che stavolta per punta e punta abbiamo perso tempo. Sì. Ci sono passati le palle per capo. Noi teniamo 5, vabbè. E chi li ha asciutto 6? Noi teniamo 21. E chi li ha asciutto 31? A Regina Aprile. Teniamo 54. E chi li ha asciutto 45? Si ha votato. Teniamo 7 e 19. E chi se l'abbiamo pigliato? Cioè, come se l'avessimo pigliata. Perché sono asciutti in figura. 7 è asciutto 16, perché era 16, lievano 9, restano 7. 19 è asciutto 39, carenze 9. Ma tronco 9 pacche, facciamo carenze 38, hai capito? Mario! Nata volta Mario. Beh, ma mi scordo che sei beccio. Ma che fa? Che cos'è? Signora superiore. Che cos'è? Signora superiore, Biase mi devo dare 6. Silenzio, via, è che sono sti chiacchiere qua dentro. Superiore, in la geretta, chi lei? Ma che è stato, se posso sapere? Ma che io ho fatto? Hai da sapere che ieri ci abbiamo giocato un biglietto in società. Maledetta società. Ma che è? Perché ne ha asciutto niente? Ma 2 anni di sordare. Già, ma superiore, lui non lo dice. Ma il biglietto giocato a me non me l'ha fatto vedere. Oh, basta così, vi ho detto tante volte che questione che non se n'hanno fa. E un'altra volta che vi trovo litigando, lo faccio sapere ai superiori e ve ne faccio cacciare. Ma vedete... Finitela, andate via. Per colpa. Per colpa mia, Qui, se tu non mi dai le facce una faccia così. Signora superiore! Che c'è? Ha detto che mi fa una faccia così. Michele, minacciate alla vostra età. No, superiore, dicevo, sei ingrassato, guardate che bella faccia chiatta che ha fatto. Vabbè, andate. La mangia bene. Andate. Anzi, non deve essere, gli tronco una coltellata in la faccia. Signora superiore! Cosa? Ha detto che mi va a buttunare. Michele, siete armati? Avete il coltello? No, superiore. Dicevo, infurnato il pane, Michele, andate e andatevi a confessare. Sì, io prima da cire e poi mi confesso. Uè, non sciusciare, ma fai corrente, non sciusciare. Oh, mamma mia, questo qua che sa da avere, che sa da fa. Si gioca tutto quello che si guadagna. E questo che cos'è? Mamma mia, un rumore in da camera dell'organista. E chi può essere? Questo no, certamente. Chi è che fa rumore in questa camera? Sono io, sorella. Oh, don Felice, e come ha fatto per tornare così presto? Eccomi qua, superiore. Oh, siete proprio voi, maestro? Sì. Ma come avete fatto per tornare così presto? Sorelle, che oggi passato subisse di uguali. Nannina. Nannina, non appena arrivata a Roma, ha voluto immediatamente tornare qui a Napoli. Possibile? E ma dove sta? Dentro. Siamo arrivati, quando? Una mezz'ora fa,
stanchi, trafelati, distrutti, come vedete, come siamo ridotti. Ma perché è voluta tornare un'altra volta? Perché? La colpa è mia. Sì, la colpa è mia, sapete, la sincerità, io non so dire bugie, le bugie mi fanno male. Arrivato a Roma, ho detto adesso non c'è più bisogno di mentire a questa innocente e ho detto che la famiglia l'aveva ritirata per maritarlo. Non appena la ragazza ha inteso questo, sorella, non ha fatto mai come una donna, ma come uno sasso. No, non posso stendere bene la non la posso fare. Ha detto, perciò mi avete portata a Roma. Questo è stato un tranello. Sai, io sono stato tradito dal mio maestro. Portatemi dalla madre superiore. A me? Sì, io non mi voglio maritare, non mi voglio maritare. E piangeva. Piangeva? Sì, si strappava i capelli. Oh, povera figliola! La bava che usciva dalla bocca, la bava. Poi è stramazzata al suolo, caduta lì. Voi che dite, maestro? Sì. E la testa è battuta? Ce l'aveva. Lo so che di che è battuta con la testa. No, non l'ha fatto in tempo. No, perché appena è andato all'indietro, io ho messo immediatamente il braccio, ma riflessi pronti sul corpo, grazie per fortuna. E ho salvato questa testa, se no questa le cervella schizzavano per aria. Non lo dice. La folla è svenuta. È svenuta. E allora tutti che cercavano di aiutarla, devo dire la verità. Correvano? Sì, io dicevo aiuto, sono entrato nel camerino. Camerino? Daniele, Come l'ha lasciata sola? sono entrato nel camerino del capostazione. Chiamare aiuto? Sì, aiuto, avete della ceta aromatica, i sali, aceto, olio, c'è l'olio balsamico. Tutti i viaggiatori avevano le valigie, chi aveva olio, chi aveva cose. Un tedesco ha pigliato una pomatina, chissà che era, sono dei maghi. Sono subito è rinvenuti, allora ho pensato che la faccio morire qua a Napoli. Ho pensato. Avete fatto benissimo. Sì. Io voglio forzarla. Oggi stesso scriverò allo zio che la ragazza desidera prendere il voto. E io la benedico, perché sono sicura che col tempo quella ragazza diventerà badessa. Sì. Questo l'ho pensato pure io quando l'ho visto per terra ieri sera, ho detto questa badessa diventa la stoffa proprio. È portata. portata. Ma voi, signor organista, che avete sul naso? Dove guarda? Dove? Qua, sul naso. Sorella, per carità, quelle tu mi hai fatto, come vedete, no. C'è il naso. Sì, lo vedo che c'è il naso. Ma è rotto, perché? Perché? Pensiamo ai nasi, quei nasi non sono eterni, capite? Ma che dite, maestro? Si rompono, Si rompono, ma c'è sempre una ragione. Qual è? C'è a Napoli. Si è rotto a Napoli. Si rompono a Napoli, che volete fare? Come si rompono a Napoli, maestro? Quando succede quello che è successo a me. Arrivate a Napoli. Che succede? Arrivate a Napoli. Abbiamo detto, stiamo a Napoli. Tutti quanti, Napoli. Allora ho aperto lo sportello, lei in consulta, ha aperto lo sportello, prima ancora che si fermasse il treno, ha fatto un saltino, quello come un uccello, e si è menato, mentre il treno ancora era in movimento. Io, come facevo, dovuto aspettare, tengo un'età, il treno faceva ancora questo e questo, non potevo, ma sono menato quando si è fermato. Dove sta? L'ha vista piccola all'uscita. Poi esce fuori dalla stazione a Napoli, non conosce le strade, si perde. Fermati, nonnina, fermati, dicevo io. Non correre, Cesira. Cesira? Avete detto Cesira? Chi è? Avanti. Ci
sono visite, io mi ritiro. No. Dovete conferire con qualche maestro. prelato, qualche Ma prelato. chi? Con nessuno, non c'è nessuno. No, io mi ritiro. Sto parlando con voi. Sì. Voi avete detto Cesira. E io vi chiedo chi è? E io mi ritiro. No. Fatemi ritirare. Ma no, maestro, mi dovete rispondere. Sì. Voglio sapere chi è. Chi è? Che cos'è? Come che cos'è? Ed è una strada. Cesira è una strada. Sì, strada Cesira. Il generale Agenislao Cesira. Hanno intitolato questa strada a lui, sì, eroe della guerra d'Africa. E dov'è? Allora, appena si esce dalla stazione, strada Cesira a destra. Sì. E lei quella ha imboccato, la strada Cesira. E allora fermati facevo io, fermati e saltava. Il maggiore. Il maggiore? C'era anche un maggiore? E dove stava questo maggiore? Stava. Dove? Stava Dove? alla mia. A terra. Oh, allora era ferito. Era ferito? No, era di pietra. Un maggiore di pietra? Sì. Ma che dite, maestro? Non capisco. Era la pietra. Il maggiore. Il maggiore dei marciapiedi. Il maggiore dei marciapiedi? Di pietra sono i marciapiedi, sì. No? Io correvo appresso a lei e saltavo i marciapiedi regolari, avevo fatto il piede a saltare quei marciapiedi regolari. Quando incontro quel maronna di marciapiedi... maestro, per carità, non bestemmiate! Non me lo permetto assolutamente! E questo che cos'è? No. Sì, avete bestemmiato, maestro. No, ho sbagliato, ho detto quel maronna di marciapiede, quel marciapiede di Maronna. E che significa? Di pietra maronna. La pietra, ma... Sì, è una pietra nuova. Veramente? Sì, hanno trovato questa cava di pietra. Dove? Vicino alle altre cave. Alle altre cave? A Carrara. A Carrara? Sì, hanno trovato questa pietra celeste, l'hanno chiamata pietra maronna. Giusto. Sì. E hanno lastricato tutta questa strada a Cesira con pietra maronna in onore di questo eroe, questo generale. Dunque, allora io correndo sono urtato vicino a questo marciapiede più alto e ho battuto il taglio sul naso del generale. Che dite, maestro? Il naso sul taglio del marciapiede? 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 Sorella, se stato zitta, forse io riesco a chiudere perché sai, perché sta... Dunque, sono andato col naso sul taglio del marciapiede, vedete, mi sono fatto questa precozza che adesso speriamo che che non va a fare infezione, se no devo ringraziare la Maronna, la pietra Maronna. Speriamo che sia cosa da niente. Speriamo. Favorito, ma adesso io ci sto frate vostro. Giulin! Che piacere. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Io ti devo parlare di una cosa molto importante, Prima di tutto come stai? Stai buono? Ah, sto buono. Collora, non me ne voglio pigliare più. Ieri mi ha dato a Cesira una lettera e tieni la parola. Non la voglio più vedere. È stato il cielo che ti ha voluto aiutare e sono state pure le preghiere mie. Ma solamente sono rimasto un po' inguttuso, che non ho potuto pigliare a causa a chi l'autore. Dunque, devi sapere che chi tale giovanotto ufficiale da me raccomandato, tutto insieme, ha cagnato pensiero e non si vuole sposare più. Possibile, tu che dici? Non si vuole sposare più. Io non ho già avuto più corrigere, non sono riuscito a capacitarlo, a convincerlo. Mi dispiace solamente che la Guaglione può aiutare a Roma senza combinare niente. Ah no, frate mio, la Guaglione sta qua, se n'è tornata un'altra volta. Veramente? E già non appena sentette che si trattava di matrimonio, facette come una pazza e volette tornare qua. Aspetta. Maestro, dite a mio fratello Nannino che facette quando appurai che stava a maritare? No, cose tremende. Beh, comunque mi è dispiaciuto che si è scombinato questo matrimonio, Lei era una brava ragazza e issa pure. Ma io poi dico così, Nannino l'ha fatto perché non sapeva che si trattava e perché non si fidava in Malassa. Ma issa poi, perché si è cambiato tutto insieme? Si è cagnato tutto insieme per causa in artisti triati. Sangue da bacca, la varina brucia viva tutto quanto. Abbiamo rinfornato, bruciati in dal furno. Ieri sera al Teatro Fondo e finisce nell'operetta di uno stupido. Una ciucciaria qualunque senza capo e senza cuore.
Una figliola rimpiazzai a parte la prima donna che se n'è riscappata. Una bella figliola per quanto mi hanno detto, perché non ha potetta manca per essa ne è rimasta talmente colpito che ha deciso e non si vuole sposare più. Ma me l'ha già portato conmigo, stacca fuori. Volevo fare l'ultimo tentativo per farlo ritornare in sé. Volevo che tu ci avessi parlato e l'avessi fatta capire tutto il male che fai e una presa una femmina questa. Insomma, ragazzi, sora mia, in altri termini, che tu lo avessi convertito, ecco. Ah, io per me sono pronta, ti pare. Anzi, farò tutto il possibile. Aspetti un poco, ma vado a chiamare. Oh, ecco qua, Santarella. Venite, venite, figlia mia benedetta. Madre mia, perdonatemi. Alzatevi, mia buona fanciulla. Voi siete lo specchio della virtù e del candore. La vostra non è stata una mancanza, ma un esempio di fede e di bontà. Su, non temete per i vostri parenti. Io stessa scriverò a vostro zio che voi non avete voluto assolutamente sposare il conte Eugenio Porretti. Eugenio Porretti? Così si chiama, madre mia? Sicuro, signorina. Conte Eugenio Porretti, ufficiale di cavalleria. Stacca fuori, l'ho portato con me. Deve parlare con mia sorella che lo deve convertire. Convertire? E perché? Perché? Ma perché ama un'altra donna? Una donna che non è degna di lui. Un'attrice. Giulie! Un'attrice? E che vuol dire attrice? Mi fa, frato mio, che fate? Niente. E niente, figlia mia benedetta, niente. E niente, una certa Flora che ha visto ieri sera e che se n'è pazzamente innamorata. Possibile? E vuole sposarla? Ah, vorrebbe, ma non può. Dunque, ragazzi, parlici tu e vedi tutto quello che può fare, eh? Ah, sì, io farò tutto il possibile. Andiamo. Madre, se permettete, vorrei parlare io con questo giovane, ma senza vederlo, però. Voi? Essa? Ma chissà che altro combina, chissà. Io gli dirò tante cose, tante belle parole e vi prometto di convertirlo. E sarebbe capace? Altro che capace. Tiene una voce, tiene una maniera che fa rimanere ingannata la gente. È una vera Santarella. Ma va a convertire la gente, fa la missionaria. Benissimo. E allora noi ve lo permettiamo. Varim quella che sapete fa. Mo può faccia tra sì. Brava che la figlia mia. Michele! Comandante superiore. Il paravento subito. Ancora il paravento? Sì, certo. Sua Teresa non c'è? No, sta pregando, Suor Teresa. Pregarsi per me che lo devo portare io solo. Un poco di pazienza, Sì. su. Un po' di pazienza, un po' di forza. E un po' di buona volontà. E mo ci vuole l'aiuto del Signore, Mo ci vuole, Andate, fate presto, Sì, Michele, sì, fate presto. sì, faccio presto, Sto in curva, Che è difficile. Ebbene poco, sì. Ma vi aiuto io, ho capito. Signore veneranda merito. Ecco, Michele, fate Signore questo qua. veneranda merito. Di qua, così, vediamo se regge. Sì. Regge, grazie. Potete andare, Ti voglio prima. Madre, ora che viene questo giovane, lasciatemi sola con lui. Sì, figlia mia benedetta, e che il Signore ti illumini. Ma quella è già tutta illuminata. Sante parole, ma... Venite Eugenio. Prima di partire la signorina Fiorelli desidera parlarvi. Sono pronto. Signore Eugenio, essa è là. Ascoltatela con attenzione ed apprezzate i suoi consigli. Maestro, scusate un momento. Sì. Per piacere, ritiratevi nella vostra camera. Noi ce ne andiamo di là e lasciamo i ragazzi soli. Ho capito, devono parlare. Voi ve ne andate di là, io me ne vado da questa parte. E i ragazzi parlano. Va bene. Grazie. Ma che vuoi fare? Che vuoi fare? Giulia, frato mio, andiamo un cenno fuori, non è damma suggezione. Sicuro, dice buone. Eugenio, ascoltate tutto quello che vi dice quella ragazza e ricordatevi, è un angelo che vi ha mandato il cielo. Oh, sì, è un vero angelo, un vero angelo. Buongiorno, signorina. Buongiorno, signore. So bello te tu. Io so, signore, che voi volevate sposarmi, così, senza avermi mai visto, soltanto perché mio zio ve ne aveva parlato.
Io non ero contenta affatto di questo matrimonio, perché non ci può essere amore fra due persone che non si sono mai viste. E infatti, mentre voi eravate deciso a farmi vostra sposa, tutto a un tratto vi siete innamorato di un'altra donna. Non è vero? Come somiglia la sua voce a quella di Flora? La pigliate per un'ifora. Sì, è vero, signorina, è vero, devo confessarvelo. Vostro zio, amico intimo di mio padre, voleva che si fosse fatto questo matrimonio. Ed io, senza aver mai avuto la fortuna di vedervi, acconsentì. Ma ora devo dirvi, mio malgrado, che non posso più sposarvi. Non vi farei felice. E perché? Ditemi la verità. Perché? Perché amo un'altra donna. Una donna che ho visto ieri sera e che sento di non poter più dimenticare. Non è una giovane come voi, tutt'altro. Ma che volete? I suoi occhi, la sua voce mi hanno fatto perdere la testa. Ecco la verità. Ma tu perché ti consoli? Quello parla di un'altra donna. Meglio così, signore, perché anch'io, al pari di voi, amo un altro giovane. Un altro giovane? Sì, verità per verità, chiarezza per chiarezza. Ora vi confesso tutto. Non sarei stata per voi una moglie affezionata. Ieri sera mancai, errai, peccai. Nessuno ti scannaia. Come peccaste? Oh, sì, moltissimo, ma non lo dite a nessuno, per carità. Invece di recarmi a Roma, andai sul palcoscenico del Teatro del Fondo, indossai un abito da operetta, dissi di chiamarmi Flora e rimpiazzai la parte della prima donna. Va bene. Possibile! È questo giovane che voi amate! È un tale Eugenio Porretti, ufficiale di cavalleria. E sono io, al diavolo il paravento! Ui, lascia questa, lascia. Si è azzeccato. Signora superiore. Signora superiore! Che cosa? Che succede? Che succede? Ma che succede? Signor Maggiore, io amo questa ragazza e me la voglio subito sposare. Ma non dovete assaltare la fortezza. E come? Io ho convertito lui e lui ha convertito me. E te lo vuoi sposare? Oh sì, subito, madre mia. Benissimo! Oggi stesso scriverò a vostro zio. Domani partirete e il maestro vi accompagnerà. Io? Signor organista, l'accompagneremo insieme. Meglio, io me ne scappo. E mi amerete dunque molto. Ditemelo. Madre Superiora, è l'ora della preghiera. Già, sicuro. Adesso non posso dirvi niente. Ci vedremo domani. Allora, a domani, signorina. A domani. Maestro, andiamo per il gloria in eccelso. Andiamo pure. Andiamo. Signori miei, questa è Santarella. Di tutto quello che ha fatto, perdonatela voi.